fare, salto su Fradeo, che domani se modea. Sora sta barca che non porta via da qua, sora su schiena nera, il mar non monterà. Strada se verserà, odio dopo odio, tocca il fondo da chi a scavar. Dimetti Fradeo, se non sa se sbaglia. Dimetti Fradeo, se vita se sta qua. Questo è il biglietto che ti pagherà, onda dopo onda, e promesse se la scavessa, piova dopo piova, tutto il sangue si sta a lavare. Chi che conta storia, non sei quei che poi la fa, quei che conta storia nasconde verità. Da sti morti, da sti ricordi, da sto solmaia. Se parte adesso, che dorme tutti, se rapporta pian. Da pare in pare, da mare in mare, da luna in sole. E intanto il bramo, quieto quieto, da coppa sul fiore. Da pare in pare, da mare in mare, da luna in sole. Intanto il brano, quieto quieto, da coppa sul fiore. Da pare in pare, da mare in mare, da luna in sole. Intanto il brano, quieto quieto, da coppa sul fiore. Buongiorno. Questa mattina c'è una sorpresa bellissima. Prima perché c'è una cara amica della Mirella che è Valentina Perin, che ringrazio veramente, EMPA, perciò Ente Nazionale Protezione Animali, meglio di così come potevamo aprire. Assieme a un altro amico caro che è Stefan De Vescovi, un volontario, grazie anche a Stefan di essere qui, veramente grazie, parleremo di cose belle, parleremo anche dell'amore, ecco il cuore che risponde alla parola amore, alla sensibilità. E saluto anche, niente ancora non c'è, è caduto, mi dicono, speriamo bene anche questa mattina perché già sabato è stata una tragedia. Allora Valentina, intanto grazie, presentaci questa creatura che hai vicino a te. Allora parli di cuore e come vedi, ecco, avete visto la maglietta? Eccoci qui, siamo sempre connesse io e te e oggi vogliamo presentare un ospite speciale, Lucky, un cagnolino che facciamo pianino pianino in modo tale che non si spaventi, qua con noi. Eccolo qua, proviamo, mettilo qua sopra bene. Vediamo, ecco, sì, ciao Lucky, che bello che è. Questo è Lucky, guardatelo. Lucky
Classe 2014, quindi 10 anni di meraviglia, un cagnolino speciale, ciao amore, un cagnolino speciale che è in canile da noi. Perché abbiamo portato Lucky? Per far vedere che intanto la realtà dei canili oggi è una bellissima realtà dove si possono trovare tante volontarie, ma soprattutto tanti cani belli, pronti, adottabili, che cercano solo una famiglia meravigliosa. Ecco, come vedete, eccolo qui. Ecco, Poi lui tra fa le l'altro feste. pensa che sapevano che sarebbe venuto in trasmissione e una toilettatrice ha voluto fargli il trucco e il parrucco. Sta salutandoci, eh? Eccolo qua. Ecco, ciao Lucky, bello, sei bellissimo. Allora, la storia di Lucky. Allora, in realtà noi non sappiamo la sua storia perché è un cagnolino arrivato dal canile. Sappiamo che quando un cane non ha il microchip, quindi Che lui non ce l'aveva. che lui non ce l'aveva, e purtroppo si ritiene che sia un cane abbandonato, e quindi soprattutto perché il proprietario nessuno l'ha più cercato, sta un periodo sanitario di controllo nel canile sanitario e poi passa da noi per trovare famiglia. No, guarda, ma scusate, lui gli ha detto stai buono, così ha fatto e lui ha già capito. Come vedete è una presenza discreta, una taglia piccola, uno lo può portare dappertutto tranquillamente e per l'appunto nessuno l'ha cercato. Secondo noi ci siamo fatti un'idea, è abituato, come vedete, a stare in casa, a star tranquillo, quindi probabilmente era un cane, secondo le nostre idee, Sì. di un anziano, perché quando vede ecco. certe realtà tipo il divano le riconosce. Noi vediamo che comunque è affine a ciò che è vita familiare, quindi probabilmente ha dei ricordi, e passare da magari una casetta calda a un box, perché purtroppo oggi il problema rimane questo: quando ci sono degli anziani che rimangono da soli, la famiglia non si occupa degli animali, è che magari sono stati gli animali di tutta una generazione, no? Quindi... Cos'è l'abbandono, Valentina, nel 2025? Allora, oggi abbandono è fondamentalmente un non prendersi più cura di un membro della famiglia, non tanto gli stereotipi dei cani abbandonati in autostrada, queste cose qui che noi non vediamo più da tantissimo, Meno cioè male, ormai almeno, assolutamente non esiste, anzi sono sempre più in voga gli asili per i cani, c'è una persona che lascia durante il giorno il cane mentre va a lavorare, le pensioni per i cani, c'è tantissima attenzione, chi ce l'ha lo tiene veramente bene. Purtroppo c'è ancora questa fascia di persone che l'hanno preso magari in una mezza età, che poi per vicende familiari, ecco, non sono finite in casa di riposo oppure sono proprio decedute, e la famiglia stessa, se hanno una famiglia, perché Mirella, la verità è che moltissime persone, sempre più frequenti, che purtroppo muoiono, non hanno una famiglia, sono soli. È dell'anno scorso una signora morta di tumore che aveva 3 cani e non aveva figli, non aveva parenti che se ne potevano occupare. Allora Valentina, come Mirella, Valentina tocca con mano quelle che sono le realtà estreme, dove tu all'improvviso arrivi per caso, Sì. perché è sempre per caso, e ti poni la domanda: ma qui non ha visto niente nessuno? Ma come faceva questa persona a vivere in queste condizioni? Io vi racconto quello che vedo io. Sentite cosa ha trovato in questo arco di tempo molto lungo, anche perché Valentina sono tanti anni che si occupa dell'EMPA e che cerca di migliorare la qualità della vita di queste creature e anche di chi li tiene. Cosa hai visto? I casi più estremi che hai incontrato, Valentina? Allora, diciamo che quando si parla di animali è sbagliato dire che si parla solo di questi, nel senso che noi lavoriamo a tutto tondo. Siamo stati in pediatria a Venezia a portare un libro di un gattino, faremo delle letture animate in pediatria, facciamo veramente un lavoro a 360 gradi, anche diamo supporto a te col banco solidale per il cibo per gli animali. Diciamo che gli animali sono un campanello di allarme legato alla situazione della famiglia. Mi spiego, molte volte un papà che è un papà magari molto, come possiamo dire, un termine non troppo forte, Mirella, un papà autorevole, per non dire violento, noi lo sappiamo da come si comporta magari con il cane. O autoritario, okay? Autorevole e autoritario. Io direi anche proprio violento, cioè l'atteggiamento che le persone hanno verso gli animali Lo molto, vedi? molto spesso rappresentano un modo
che hanno all'interno della famiglia, o per esempio anche la disattenzione, io parlo sempre degli anziani, oppure delle ragazzine lasciate totalmente sole tutti i pomeriggi, il cane abbaia tutto il pomeriggio, il vicinato si lamenta per il cane ma non si lamenta o non dice niente per 3 bambini lasciati da soli di 4-6 anni. Ecco, hai capito? Ecco. Quindi molto spesso per l'appunto siamo questo, tra virgolette, campanello d'allarme. La situazione che mi è rimasta più impressa e che penso non mi scorderò mai è quella di un'anziana dove la figlia andava solo qualche ora durante il giorno, l'anziana era allettata, quindi non si poteva alzare, non si poteva muovere, fare niente, e c'erano i gatti, una quarantina, che facevano i loro bisogni addosso all'anziana. Ci hanno chiamato l'ambulanza quando aveva le piaghe da decubito su tutto il corpo. Mamma, sentite cosa c'è in giro? No, perché vi rendete conto quando io vi dico sveglia Veneti, se ci sono delle situazioni che per conto vostro magari avete qualche dubbio, chiamate, 112, 113, l'EMPA, se ci sono animali, cercate di, anche se poi non è vero, ma un controllo va sempre bene. Allora, sentiamo anche Stefan De Vescovi, perché sei diventato volontario EMPA e soprattutto, ecco, l'amore che riesci a trasmettere anche a questi animali che lo sentono. Avete visto come coccola, Lucky che coccola Stefan. Prego Stefan. Allora, a me sono sempre piaciuti gli animali, in particolare i cani, però la mia situazione abitativa e anche familiare non mi permetteva di avere dei cani, e allora ho pensato una volta andato in pensione, di dedicare parte del mio tempo, che ormai è diventato quasi tutto, a queste bestiole, diciamo. Però Stefan non fa solo questo, Stefan è anche una sentinella per le persone in difficoltà. Se qualcuno ha bisogno, compresa la sottoscritta, Stefan arriva, vuol dire che c'è questa empatia proprio per l'amore che hai per il prossimo, indipendentemente che poi gli animali, specialmente i cani, li ami in modo particolare, ma sei tu, cioè ce l'hai nel DNA, questa sensibilità, questa voglia di aiutare se c'è bisogno, indipendente se sia un cane o una persona. Tu vieni da una famiglia che amava i cani, c'era Noi molta abbiamo avuto sempre cani, anche se all'epoca mio nonno diciamo non era così difficile vederli a catena, vedere un veterinario mai visto, però fortunatamente i tempi sono cambiati. Cosa riscontri, Stefan, nelle persone che incontri, specialmente quando, come ha raccontato bene Valentina Perin, queste situazioni proprio di emergenza estrema? Molte volte ti chiamano per gli animali, ma il bisogno ce l'hanno loro, perché ci sono tanti casi sociali che non arrivano a comprare il cibo per gli animali. Noi fortunatamente ci viene donato molto cibo e riusciamo ad aiutare molte persone. Poi daremo anche dei numeri se qualcuno ha bisogno, che è in crisi profonda, perché appunto io vedo che con questi stipendi e queste pensioni, poveretto, poi non parliamo dei costi del veterinario che abbiamo sentito anche la scorsa settimana. Prego, so che volevi aggiungere anche qualcosa, Valentina. Volevo dire che è bello perché poi quando una persona è sensibile e si uniscono le sensibilità si aiuta tanta gente, cioè anche il nostro rapporto, Mirella, non è che è iniziato con il programma, in realtà dietro il programma ci sono tante anche altre cose più importanti, che è essere fattivi, aiutare veramente, cioè andare oltre. Stefan, se tu lo chiami, e io lo adoro, è veramente una colonna portante della nostra associazione, va a aiutare il vecchietto, se c'è bisogno di... Parlavamo anzi possiamo lanciare l'appello di arredare la casa di una persona che poverino ha bisogno. Noi, tutte le nostre volontarie si adoperano, non si chiedono per chi sono quei piatti, perché sanno che andranno ad aiutare una persona che veramente ha bisogno, e questa è la differenza. Allora vediamo se c'è Don Zorzanello.
Niente, ancora non riusciamo a fare il collegamento col Don Giorgianello, allora andiamo a vedere anche questo servizio, perché bisogna anche capire che forse ci vuole anche un po' di attenzione. Ecco, questo bambino che è stato morso dal cane, come abbiamo sentito, un bambino di 3 anni che stava giocando da solo con questo cane, è successo quello che è successo e poi sentiremo cosa dice Valentina Perin in merito a questo, perché c'è molto da discutere anche. Andiamo a vedere. Un momento di divertimento si è trasformato in attimi di paura per una famiglia a Nervesa della Battaglia. Nel pomeriggio un bambino di 3 anni stava giocando all'interno della cucina con un cane, un pastore del Lago Rai. Ad un tratto il piccolo è stato morso al volto dall'animale, subito soccorso dalla famiglia che ha allertato i sanitari del SUEM. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 di Montebelluna e l'elicottero giunto da Treviso. Il bambino, che presentava ferite sul labbro e sulla parte inferiore dell'occhio sinistro, vista la giovane età, è stato trasportato al Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Il fatto è avvenuto a casa del nonno del bambino. Il cane, di circa 2 anni e mezzo e regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno. Si tratta del secondo episodio avvenuto nel territorio, il primo nella scorsa primavera, ci spiega il sindaco di Nervesa. I bambini nel gioco sono molto irruenti e quindi l'animale magari si spaventa e può poi chiaramente agire un po' di istinto. Mi auguro che questo bambino stia bene e il tutto si risolva al meglio, quindi mi sento molto vicina ai genitori che sicuramente saranno preoccupati e avranno preso sicuramente un gran spavento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Il piccolo è stato medicato in pronto soccorso. Allora, Valentina Perin, cominciamo a dire come ci si deve comportare, perché non è che hai un animale in casa e puoi fregartene e girarti da un'altra parte. Prego. Allora, intanto ricordiamo che ci sono dei cani che hanno delle esigenze, dei cani che hanno delle caratteristiche e in base alle loro caratteristiche etologiche bisogna anche capire bene, okay, come inserirli all'interno di un contesto familiare. Quando spesso parliamo di razze pericolose, di cani pericolosi, sbagliamo nel termine, ossia è la gestione di quel cane che ha quelle caratteristiche. Noi non vogliamo raccontare la favola che tutti i cani sono buoni, tutti i cani vedono un bambino e capiscono cosa sia. Molte volte un cane non capisce cosa possa essere un bambino magari piccolo o magari che si muove in modo un po' esuberante, ok? Quindi comunque l'attenzione va sempre, e dico sempre, deve esserci. Non si può lasciare un bambino di 3 anni con un cane così incustodito, perché il bambino può giocare, poi mi dispiace dirlo, però bisogna vedere le dinamiche di quel momento. Il cane magari non l'ha fatto appositamente, esatto. E se il bambino magari stava mangiando qualcosa di molto gustoso per cui il cane ha cercato di mordere quella cosa che stava mangiando, non voglio dare tutte le attenuanti al cane come le colpe al bambino, però è fondamentale un'analisi della situazione e soprattutto una conoscenza delle regole basi. Le regole basi che sono controllo e conoscenza del proprio cane, perché se era il cane della compagna, conosceva il bambino, avevano avuto rapporti, stavano insieme, c'era confidenza, cioè sono aspetti che vanno considerati sempre, sempre. Un'altra cosa, Valentina Perin, appunto con questo veterinario si parlava proprio del comportamento che si dovrebbe tenere quando tu vai a prenderti un animale, indipendente che sia un cane, un gatto, un canarino, quello che vuoi. Cioè c'è un qualcosa che si dovrebbe capire, cioè io voglio questo cane perché ci mancava anche la moda dei cani, perché ogni anno c'è una moda del cane. Ecco, come vivi, dove vivi? Perché vuoi questo cane? Chi sei? Ecco, perché non si fa prima di... Perché alla fine sono delle creature meravigliose, cioè non è che tu perché vedi per televisione, oh che bello, domani vado a prendermene uno, me lo porto a casa, dopo 15 giorni non va più bene e ciao. Certo. Ci sono dei comportamenti che dovrebbero tenere, cioè anche qua delle leggi un po' più severe nell'adottare, nell'adozione di un animale. Allora, le leggi purtroppo non ci sono perché si basa sempre sul buonsenso e sull'etica. Io faccio sempre riferimento agli allevatori. L'allevatore perché lo fa? Perché comunque
crede nella razza, ma sicuramente ha un guadagno, per cui non ha molte volte l'interesse di seguire la famiglia e soprattutto non ha l'interesse poi di risolvere il problema se c'è, quelli poco seri, quelli seri invece magari sì, però per persone molto serie ce ne sono altre che non lo sono per niente. Ti interrompo un secondo perché abbiamo la linea Emilia, perché oggi è un problema con le linee. Vai Emilia. Sì, grazie Mirella, l'ascolto sempre. Ascolti, io ho il problema che ho 75 anni e per problemi familiari mi trovo da sola. E prima parlavate di aiuti per gli anziani, io sono andata qua in comune ma mi dicono che il paese è piccolo, lei non sapeva dove veniva, io sapevo dove venivo ma non sapevo che non c'erano servizi. Adesso io mi trovo che ho dei problemi di salute. Volevo sapere, posso chiamare anche voi o il comune non si rende rispettoso, diciamo, a riguardo di questi anziani? Cosa posso fare io che abito a Lusiana? È un posto un po' di villeggiatura, diciamo, perché qua non c'è nessuno. Qua non si vede anima viva, ma comunque signora Mirella volevo sapere, posso chiamare voi se ho bisogno, perché io sono provincia di Vicenza, no? Come posso fare se devo avere... Prima cosa Emilia, hai chiamato i servizi sociali? Sì, sono andata in comune e mi ha risposto, come le ho detto, che questo è un paese di montagna, piccolino, non ci sono. Se io ho bisogno, per esempio, di un fisioterapista, bisogna che lo paga. Io adesso momentaneamente con 700 euro, sinceramente, io evito tutto. Mi faccio i massaggi da sola, cerco di camminare, però se dovessi avere bisogno, veramente bisogno, perché mi hanno trovato anche un tumore al pancreas, no? Ecco. Però io le ho risposto, ho vissuto 8 anni con quello che nessuno si prendeva cura. Adesso mi viene a sparare che devo essere ricoverata addirittura a Verona per farmi la biopsia. Io non ho fisico di fare tagli di qua, tagli di là, tanto moriamo lo stesso. No, Luciana, tu devi fare le cure che devi fare. Allora, vedi, Luciana, io ho aperto il villaggio delle associazioni che anzi dovremo incontrarci proprio la prossima settimana. Invito anche Valentina Perin a partecipare, molto importante. Perché, Luciana, vedi, stai pure in linea. Nel momento che io sento il Veneto, il primato delle associazioni di volontariato, siamo i primi in assoluto, ed con questi fiorellini che si mettono le associazioni, quelle grandi, quelle importanti, poi vi racconto cosa è successo, e poi io guardo e sento le telefonate che mi arrivano al mattino. Allora, siccome tutti facciamo tutto, alla fine non facciamo niente. Perché? Perché dobbiamo capire chi siamo e cosa facciamo. Valentina l'ha spiegato bene, io faccio questo, questo e questo. Allora, tu cosa fai? Io ho i mezzi di trasporto, perciò posso andare a prendere Luciana, portarla a fare le cure, aspettarla, riportarla a casa e poi arriva un'altra associazione che magari va a visitare Luciana durante la settimana, Emilia, Luciana, durante la settimana per vedere di cosa ha bisogno. Ecco che può arrivare un altro Stefano di un'altra associazione, perché Luciana non ha bisogno di una cosa sola, ha bisogno di tante cose, ma noi ci siamo. Il problema è che siamo divisi, però ti prometto, Emilia, che mi interessa il tuo caso, vedo quali associazioni mandarti per vedere come aiutarti, anche se hai questo problema che devi curarti assolutamente, lo devi assolutamente fare. Poi mi informerò anche bene cos'è questa situazione, perché così non può girare, non può girare che chiamino Mirella per fare queste cose quando abbiamo le associazioni che ci sono dappertutto, che dovrebbero arrivare da Emilia. Perciò Emilia, stai tranquilla, lascia il tuo numero di telefono giusto, mi raccomando, che se dopo vi chiamo e non rispondete, guardalo bene, lascialo, io mi faccio sentire. Allora, grazie Emilia, e tranquilla che vedrai che qualcuno arriverà. Valentina, cosa diciamo Emilia?
Diciamo Emilia che dopo ci metteremo a tavolino a cercare l'associazione per lei, questo brava, faremo. brava. Questo bisogna fare. Ma non dovremmo essere noi. Ecco, i servizi sociali, come dico sempre, Sì. visto che hanno il numero delle associazioni di volontariato, Sì. sarà anche in capo al mondo, sto paesetto che poi è anche di villeggiatura, perciò vuol dire che c'è, qualcuno ci arriva, di vedere come fare per aiutare la nostra Emilia. Stefan, cosa vuoi dire? Tu che sei volontario, che giri in lungo e in largo. Se si sa, noi andiamo, ma se chi sa non manda il numero o la via, l'indirizzo dove sta Emilia, nessuno arriva da Emilia, o sbaglio? Infatti, l'importante è divulgare queste Esatto. necessità e trovare appunto l'associazione giusta. Perché per esempio anch'io collaboro col comune dove abito io, di Casier, e queste cose nel limite dei possibili si fa. Si porta l'anziano all'ospedale o il bambino a fare delle terapie, però non così impegnativo, tutti possono fare anche i volontari in queste situazioni e un po' per ciascuno si riesce a dare una mano anche a queste persone. Allora, un'altra cosa importante, Valentina, è da capire anche con le fragilità, ad esempio, quanto importante è questo amico dell'uomo nel vero senso della parola, che dà tanto senza chiedere mai niente in cambio, solo tante coccole e tanta gioia quando tu lo tratti come deve essere trattato. Ecco, perché anche con le fragilità si fa così fatica? Adesso noi abbiamo avuto anche all'ospedale Treviso, e lo devo ringraziare il dottor Francesco Benazzi, che è il direttore generale, che ha aperto le porte, ecco, anche a questo incontro tra queste persone che soffrono e l'animale che veramente riesce a dare tanto di quell'amore che per loro diventa una gioia. Ecco, come siamo messi anche in questa situazione, animali e fragilità, però all'interno anche di strutture veramente importanti? Allora, all'interno delle strutture ancora è un po' difficile per le norme igieniche, perché non tutti i sanitari, parlo dagli infermieri al dottore, sono d'accordo. Ci sono però realtà molto virtuose, soprattutto per quegli anziani che magari hanno le coloniette di gatti, e allora non all'interno ma appena all'esterno si occupano di portare da mangiare a questi gatti. Ci sono delle belle realtà da questo punto di vista. Poi ricordiamo che per esempio in Gattile a Conegliano molto spesso vengono dei centri diurni, passano la mattina lì, stanno lì, fanno le coccole, lavano le ciotole. Sentite? Insomma siamo un bello sbocco per passare una mattinata serena. E le scuole, con le scuole come funziona, Valentina? Allora, con le scuole abbiamo dei bei progetti. E diciamo che è un po' la programmazione il nodo più difficile da svolgere, perché molto spesso noi non abbiamo delle programmazioni così lunghe come lo hanno le scuole. Cioè noi ad oggi non possiamo creare un programma per dicembre, gennaio, proprio per un discorso di tempi e di volontariato. Se avessimo delle persone pagate che si programmano un discorso, sono poco flessibili, ecco, diciamo così. Penso che cambiare una mattina rispetto a un'altra per fare un'attività di questo genere non cada al mondo, invece molto spesso la burocrazia ci porta a rendere tutto più complicato una cosa semplice. Se matematica i bambini non lo fanno il martedì ma la fanno il venerdì perché quel giorno noi abbiamo la possibilità di andare, perché la ragazza non lavora, gli hanno dato il permesso eccetera, penso che sia giusto anche supportare queste necessità. Tant'è che abbiamo un'educatrice che va nelle scuole a spiegare l'avvicinamento ai cani, appunto anche in virtù di quello che è successo, cioè un bambino vede un cane, i genitori non hanno l'educazione di dire non ti avvicinare, stai distante, non toccarlo. Cioè, perché la prima cosa viene spontanea. O magari vanno vicino, lo baciano, queste cose qui. E poi capitano tanti episodi spiacevoli, per cui facciamo questo percorso con le scuole e andiamo proprio a insegnare questo con un'educatrice, con 2 cani, e insegniamo proprio l'approccio, l'avvicinamento. Che scuole, che età, Valentina? Elementari, primarie, bravissima. Ma io inizierei anche all'asilo, perché sono talmente svegli questi bambini che veramente si potrebbe iniziare già dall'asilo. Maria da Eraclea, ciao Maria. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare di cani. Io ho 86 anni su 87
Mi è morta una cagnolina, ho fatta sopprimere perché ormai avrà avuto 2 o 3 ore di vita. Per 18 anni me l'ho portata a spasso dappertutto. Per me, io ho perso 3 figli, però è stata una perdita di un figlio. Però adesso a questa età venivo giù alla notte per farle fare la pipì. Si pensi che una notte l'ho messa fuori che vado a fare la pipì e non rientra. E io a 86 anni l'ho sentita gridare entro in un posto. Allora prendi il rastrello, prendi la chiave per aprire il cancello, fai il tiro dei campi. Se io cadevo dentro nel posto, l'ho tirata su, poverina, ho fatto una fatica, però adesso mi manca, ma non ne voglio più perché è un impegno grande, però mi manca tanto, ha capito? Per me è stata la perdita di un figlio, ha capito? Certo, ho capito, sì. E come che ho capito? Penso Valentina e Stefano abbiano capito anche loro benissimo. Ma senti Maria, ma se tu avessi un supporto, diciamo, di un'associazione che... Ma quale supporto? Vivo in campagna da sola, non ho nessuno, non passa nessuno fa una parola, sto giorni e giorni... Avevo la patente, adesso non guido più perché mi hanno operato gli occhi, sono rimasta secca. Mi hanno operato il collo, non vado più al bagno da 6 anni, che prendo pure tutti i giorni. Ma lei pensi quanta gente che vive male da soli, i figli sono lontani, ti vengono lontani. E poi il comune parla, il comune non sa solo tasse, solo di immondizie, dove fanno le immondizie che non mangio neanche? Sono cose, voi non sapete ancora la gente come vive al giorno d'oggi. Viviamo come il terzo mondo, mi sono morti 3 figli da piccoli perché ho avuto la febbre malaria, non ho mai avuto nessuno, ho abbandonato i 2 che avevo piccoli, andavo via la mattina, tornavo la sera. Ma voi sapete che viviamo ancora come il terzo mondo e i comuni, tasse, loro fanno una bella vita e noi non ci vengono neanche a chiamare e dire avete bisogno di qualche cosa? No! Nessun vicino che ti suona il campanello, sei viva o sei morta. Ma guardi che voi parlate lì, mia volta vi ascolto, ma non sapete quanto male. Mi avevo comprato, ve le dico la verità, un appartamento a San Donà di Piave e ho dovuto vendere dalle offese, da quello che ho preso da quei condomini, ho dovuto vendere perché non ne potevo più, era trattata peggio di un animale. C'è gente ancora tanto cattiva. È inutile andare a pregare, ma neanche i preti ti vengono più a portare la comunione. Non guido la macchina perché non ci vedo, un giorno sono andata a sbattere da sola. No, guardi, c'è gente che vive come... Che terzo mondo, quelli che vengono qui vivono meglio di noi. Grazie, arrivederci. Allora Maria, ti ringrazio della telefonata, ma soprattutto c'è qualcosa che non torna. Allora, io invece tratto questi temi, tu lo sai perché hai chiamato, io cerco di arrivare dove non arriva nessuno, nel senso con le vostre telefonate mi prendo a cura i casi e poi faccio chiamare da chi di dovere. Il problema è la continuità dell'aiuto. Valentina, cosa diciamo a Maria? Prima avevo detto Emilia e qui adesso ho chiamato Maria, peggio del terzo mondo viviamo. Beh, è un po' quello che ho detto prima, nel senso che ci si trova soli per una serie di motivi, dalla salute ci si trova soli, ma anche in questo caso un volontario con tutte le patologie della signora riesce a fare ben poco, cioè bisognerebbe forse pensare più in grande, magari pensare a una struttura che possa anche accogliere e condividere queste Ma siccome persone. non le abbiamo, perché abbiamo le liste d'attesa anche per entrare nelle strutture, che è una lista d'attesa ignobile, io dico sempre che abbiamo ville che potrebbero, una ad esempio Villa Margherita, dove ci sono stanze con bagni nuovi, ecco, che potrebbero essere adattate anche a queste realtà, perché non per forza le residenze per anziani devono essere sempre vicine ai cimiteri o in mezzo alle campagne. Una volta vedevano molto più lungo, le facevano all'interno dei centri storici queste residenze, perché non tutti sono alettati o via di testa, sono persone che possono uscire, che possono godersi la vita ancora. Abbiamo novantenni che vanno all'università, ma anche stare in compagnia. Per stare in compagnia. Io ho Villa Franchetti, cito le ville che ci sono, le ville venete, adesso il FAI che ha fatto vedere, ecco, perché devono essere solo
hotel a 5 stelle, alberghi di lusso o ville particolari, e non veramente cercare invece di ampliare la mente. E visto che siamo una popolazione diversamente giovane, ecco, un domani capiteranno tutti, perché non possiamo anche cercare di usufruire di questi beni invece di costruire questi cubi, che adesso ci mettono nei cubi. Qualcuno ha detto li hanno copiati dalle industrie, i cubi. Ecco, sono tutti magazzini, entriamo nei magazzini adesso, ma dentro sono belli, sì, sarà anche bei dentro, ma vederli da fuori è una malinconia unica. Maria e Emilia, Stefa, cosa vuoi dire tu a Maria? Cosa vorresti dire che ti sta ascoltando? Abbandonata, vivo da terzo mondo, nessuno viene a vedere come abito. Lasciala stare, non c'è problema. Purtroppo la realtà molte volte è questa. Come si può dire, le istituzioni molte volte sono assenti o delegano ad altri, al volontariato o ad altre persone o non si sa chi, e alla fine praticamente uno non ha risolto il suo problema. Il problema è questo, perché vediamo anche noi quando chiamiamo le istituzioni per qualche cane o qualche gatto ritrovato, cercano sempre di passare il cerino a qualcun altro. È colpa sempre di qualcun altro. Però il problema rimane. E allora noi cercheremo anche di aiutare queste persone, naturalmente nelle nostre possibilità, però i sindaci, visto che sono i responsabili della salute dei loro cittadini, devono dare risposta a queste persone che hanno delle esigenze che potremmo, se ci mettiamo assieme, superare. Pubblicità. Allora, mi dicono che non andiamo neanche con la pubblicità, perciò non ci sono collegamenti, ecco, ci siamo noi questa mattina. Una cosa importante, Valentina, che vorrei anche capire, è i giovani, come coinvolgere i giovani nel mondo del volontariato. Io ho tantissime associazioni, perché tutte le invito, poi non possono dire di no perché le invito tutte, e tutti quanti mancano i giovani, non abbiamo giovani o a sufficienza. Quelle che vedo un po' meglio sono le vostre, oppure la Croce Rossa, forse perché li intrigate di più, ecco, no, non si sentono strumentalizzati, forse, ecco, si fidano di più, non lo so, so che le altre sono tutte diversamente giovani. Prego Valentina. Allora, io porto sempre questo esempio di volontari di 10 anni fa rispetto ai volontari di oggi. Allora, una volta arrivava un ragazzo di 17 anni in struttura, c'era da lavare le ciotole, si metteva e sapeva come lavare una ciotola, sarà mica una cosa difficile. Bene, voi oggi viene una ragazza in struttura, dategli un mocio e fatele passare il mocio. Non riesce. Questo è il problema è che hanno tantissime qualità, perché sono veramente ragazzi buoni per bene, veramente io vedo dei ragazzi molto baucotti da un certo punto di vista e belli in questa ingenuità, però dall'altro è come se fossero talmente tanto protetti che non riescono a fare le cose più quotidiane, cioè vengono a fare volontariato se il papà li accompagna o la mamma li accompagna. Noi andavamo con la bicicletta, con i mezzi, tutti insieme in macchina, per chi aveva la macchina, cioè è diverso come approccio, è molto diverso. Cioè non è allora, vedi Valentina, che non è che siano i ragazzi che non vogliono. Per questo io ho detto prima, perché noi iniziamo dall'asilo, perché è là che cominci a fare il percorso. Ormai io vedo i bambini che noi intervistiamo a 5-6 anni, una volta era impossibile, mettevi il microfono, nessuno parlava, cioè tutti quanti, adesso, cioè sembra che veramente li abbiamo intervistati prima, hanno imparato a memoria, poi, cioè sono di un sveglio, è veramente, e anche sono intuitivi, creativi, ecco, per quello dico che forse dobbiamo abbassare e avvicinarci di più, perché il mondo va avanti, cioè gli strumenti che hanno, il modo di vivere, anche questa fretta, li fa crescere molto in fretta, forse troppo, però così sono, per questo dico che forse è inutile dire a 15 anni non sai, ma fino a 15 anni chi è che ti ha insegnato a fare qualcosa? Perché io mi ritrovo sempre a dire che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quell'insegnante
parte la famiglia che bisogna vedere se c'è. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, crescere nella maniera giusta. Crescere conoscendo, perché il bambino, lo dico sempre, a 4 anni o a 3 anche dice perché? Perché è curioso, vuole sapere, perché impara subito i 2 nomi, mamma e papà, perché sono quelli vicino a lui, quelli che parlano, perché impara un'altra lingua anche se è piccolo, perché inizia a dialogare con persone che oltre all'italiano parlano altre, lui impara subito. Ecco, forse dobbiamo accelerare di più, perché non possiamo dire ma a 15 anni sono così, no, bisogna cercare di aiutare quelli che non hanno dei genitori autorevoli, autoritari, più autorevoli che autoritari, che non hanno un accompagnamento giusto, che la scuola per un insieme di cose dice ma non possiamo perché la burocrazia, bisogna fare questi passaggi. Certo. No, non è così, perché se tu vuoi dirigente la burocrazia la superi. Certo. Se io lo vedo, ecco, li vedo in provincia, Certo. allora li portano via dalle scuole, non so il perché, e poi li trovi seduti in provincia sul banco, sull'atrio, che fanno scuola. Cioè è questo il modo, per carità, ma è una... Cioè non riesco a capire cosa sta succedendo, perché lo devo spostare dal banco di scuola per spostarlo su un altro banco a vedere cosa, a fare cose, che nelle scuole ormai c'è tutto, perché non possono dire cerchiamo di fargli fare qualcos'altro per quando escono, che si muovono, che la manualità. Cosa dici, Valentina? Guarda, io penso che anche quando vengono da noi mettiamo delle regole di rispetto, di orari, e se tutti facessero, se loro quando capiscono che è così, poi viaggiano bene, perché Esatto. acquisiscono la nozione, cioè da noi arrivano e devono essere gentili, non si possono fare determinate cose, i comportamenti sono questi, questo è il nostro mondo e ci si comporta in questo modo. Queste sono le regole, Fine. se tu vuoi far parte Fine. di questa Però poi associazione. d'altro canto, quando ci propongono qualcosa, per esempio mi vengono in mente i video su TikTok, io non saprei neanche farlo, però loro fanno questi video, sono carine, dopo si inventano magari, non lo so, la figura del gatto gigante e noi le facciamo fare, fanno degli appelli bellissimi. Bisogna anche sfruttare nel senso buono, cioè sostenere anche la loro creatività. Pubblicità che fa anche rima. Siamo con Valentina Perin, presidente EMPA, Internazionale Protezione Animali, assieme a Stefan De Vescovi, volontario EMPA, che stanno cercando di far capire l'importanza anche di conoscere, ecco, questo animale che tu vuoi adottare, che tu vuoi prendere. Bisogna sapere tante cose, bisogna essere portati, ecco, per quel cane ci vogliono determinati caratteri, non è che tutti i cani siano uguali, come i bambini, i ragazzi che vanno agli orfanotrofi e vogliono Ciccio Bello con gli occhi azzurri, è buono, e invece non è così che gira. Prego, Valentina. No, non è così, infatti vediamo quanti cani adesso rientrano cani di razza. Allora, quindi dal pastore tedesco al bulldog, adesso vanno di moda i bulldog, ai bassotti perché il bassotto è troppo vispo, ma no, l'allevatore intanto si è preso i soldi o l'hanno comprato online chissà da dove. E dopo, quando nasce il problema, chiamiamo le associazioni. Perché oggi in canile ci sono tanti cani di razza, purtroppo, dai pitbull, e qui si apre un mondo che magari prima o poi tratteremo, a anche cagnetti un po' più piccoli. Però quando tu decidi di acquistare un cane, devi conoscere le caratteristiche di questo cane. Non è che puoi semplicemente vederlo in una pubblicità, vedere una foto online oppure fartelo mandare dalla Sicilia. Devi viverlo, tant'è che da noi c'è un percorso per cui si va a casa, si fa il preaffido, si controlla se è tutto a posto, perché magari a volte si sottovalutano delle cose, una rete poco sicura, un passaggio, delle scale pericolose. Noi diamo questi consigli, ma soprattutto diamo l'indicazione del cane giusto per la persona giusta. Mi spiego, se una persona ha 80 anni non può avere un cucciolo, ma proprio perché il cucciolo ha necessità di muoversi, fa la pipì, sentite bene, rischia di, così come un cucciolo di gatto, per esempio a una persona anziana un gatto cucciolo che gioca con i dentini, gioca con le unghie, può graffiare, può creare anche dei problemi legati all'aspetto sanitario piccolo non importante. sempre è bello come si pensa. Assolutamente, piuttosto un gatto buono
educato, pacifico, che sta, e abbiamo tantissimi e bellissimi casi, con la signora, il signore, con la famiglia, tranquillamente a casa, un gatto perfetto, educato e che può stare in quell'ambiente. O così come se io voglio un gatto di razza esotica, non posso volerlo e tenerlo in un mini appartamento, è normale che di notte questo si arrampichi sui muri, cioè si chiama conoscenza, intelligenza e conoscenza. Un'altra cosa, cos'è il cane cattivo? Ecco, perché appunto, come stai spiegando molto bene tu, Valentina, bisogna conoscere. Io penso che nessun cane sia cattivo, il problema è come è stato cresciuto, è come i bambini, ecco, come poi diventano questi ragazzini sopra le righe, bisogna vedere tutto il percorso. Ecco, però ci sono dei cani, ad esempio, che andrebbero messa la museruola, stare attenti o no? Cioè, come funziona? Che non sappiamo niente. Certo, assolutamente sì, perché i cani ci sono delle razze, per cui la razza determina certe caratteristiche, come razze predisposte per la guardiania, razze, penso a maremmano, ok? Razze predisposte alla corsa, allo stare fuori, alla necessità che questa tipologia di cane ha. È ovvio che dipende anche molto dal vissuto, dipende da come l'hai gestito, dipende dal comportamento che hai avuto con lui. Per esempio, ci sono dei cani che odiano i gatti. Fine. Noi facciamo, infatti quando facciamo gli appelli di adozione diciamo attenzione perché questo cane non va d'accordo con i gatti. Ovviamente abbiamo dei comportamentalisti che capiscono queste cose. Non puoi pretendere che un cane che non ama particolarmente i gatti sia in appartamento, fermo e guardi tutto il giorno il gatto e non vede l'ora di farci uno spuntino. Ma capita, ma non è cattivo il cane, sei tu che non l'hai messo nelle condizioni di protezione, di salvaguardia anche per la famiglia. Se un cane è, diciamo, molto legato al proprio ambiente, lo difende, è ovvio che se entra qualcuno correndo, e può essere, e lui non distingue magari se è un bambino, un giovane adulto o quant'altro, lui va in protezione della casa e può avere degli atteggiamenti che sono aggressivi. Cioè, guardate, può succedere. Guardate Lucky, guardate, Per esempio, adesso Lucky prende invece, confidenza, Lucky si è tranquillizzato, guardatelo, sta facendo, ecco, sta osservando Valentina specialmente, ecco, guardate come la osserva. Allora Valentina, ormai siamo in chiusura, che messaggio vuoi lanciare? C'è qualcosa, progetto ad esempio, ecco, diciamo al direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, che fra poco Valentina scriverà, perché c'è questo progetto del gatto Tombolino, prego. Sì, è stato un progetto che abbiamo portato la scorsa settimana nella pediatria di Mestre, bellissimo, apprezzatissimo, e adesso esco, chiamo il dottor Benazzi e chiederò di replicarlo anche a Treviso, perché appunto i bambini non hanno bisogno solo dei telefonini ma anche di allegria, interattività, e per questo noi cerchiamo anche di proporre queste attività con loro, spiegando nel caso di questo gatto che è un gatto speciale perché la diversità, perché è un gatto che ha un problema neurologico, cioè cammina traballando, però di questo suo problema ha fatto una virtù per cui si parla di un superpotere del gatto, il superpotere di diventare un aiuto per gli altri, ma non voglio raccontare tutto perché altrimenti non è più bello, però soprattutto portarlo in questi reparti dove c'è ancora tanta sofferenza e soprattutto questi animali che riescono veramente a portare invece un po' di gioia, a staccare la spina, ecco, è molto importante. Stefan, come ci saluti? Ecco, che messaggio vuoi lanciare? Niente, che noi a fine mese abbiamo delle iniziative in canile e in gattile. Bravo. E perciò abbiamo le nostre strutture aperte alle visite. Potete venire, troverete Lucky, che Lucky cerca casa. Perciò potete venire. Se qualcuno vuole adottare, ma che sia veramente, ma poi i controlli ci saranno, perciò non c'è problema. E lì trovate molte iniziative, ci sarà la pesca di beneficenza, diciamo che dove si trova questo posto, che bisogna dire? È a Merlengo, vicino a Ponzano, in via Fossa. E niente, vi aspettiamo per queste belle iniziative. Speriamo sia una bella giornata. Sicuramente sì. Sicuramente di festa. Allora, un'altra volta la data, gli orari che siete aperti. Allora, il 26 a Conegliano con il gattile aperto e il 26
in via Zamboni 1, ok, spieghiamo centro bene. Conegliano, quindi tranquillamente accessibile dal centro Conegliano, dal treno, senza problemi. Sempre il 26, quindi giornata proprio dedicata a noi, al Canile di Ponzano. Ovviamente il tema sarà Halloween, quindi potete portare i bambini, potete vestirvi in maschera paurosa. Bello. E i numeri anche di telefono, Sì. magari Dai. Allora, il cellulare che risponde tramite WhatsApp è 327 6393 003, oppure comunque nel sito www.empatreviso.it o sicuramente in Facebook, ricordatevi Empa Treviso, trovate tutti i nostri riferimenti. Grazie, veramente grazie, e ringrazio anche veramente tutti i volontari di questa associazione che è qui questa mattina, perché noi abbiamo Valentina e abbiamo Stefa, ma ci sono anche tantissimi volontari che ringrazio a nome di tutta Sveglia Veneti per questo aiuto che danno, cercando di portare serenità anche a queste creature che fino a se li troviamo in canile di sicuro non è stata data. Grazie, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Essere davvero personalmente operatori di pace, di disarmare le parole. Ecco, forse questa è la cosa che sento più importante in questo periodo. Non diamo patenti di cattiva volontà a chi la pensa diversamente da noi. Attribuiamo a tutti il desiderio di arrivare alla pace, magari con strumenti diversi. Impegniamoci a rispettare la dignità di ogni persona. Di fronte agli orrori della guerra, della morte e della distruzione bisogna trovare un'unica voce, quella della pace. È il messaggio che arriva da Treviso, dove le parrocchie si mobilitano con momenti di preghiera, riunendosi ogni mercoledì alle 20:30 nella chiesa di Santa Lucia. Ho richiamato ancora una volta l'invito di Papa Leone di pregare ogni giorno il rosario in questo mese di ottobre. L'11 ottobre sarà una giornata di preghiera, di digiuno per la pace. Nella piccola chiesa di Sant'Andrea il messaggio per la pace è presente sempre, dagli incontri del catechismo, per riflettere con i ragazzi su quanto sta accadendo intorno a loro, alla messa di questa domenica con l'amministrazione della Cresima. Treviso raccoglie così gli appelli, da Papa Leone al Vescovo di Gerusalemme Pizzaballa, di pregare per i tanti conflitti in corso. Certo, a Gaza, all'Ucraina, al Sudan, a tanti posti del mondo dove c'è sofferenza e morte per la cattiveria degli uomini, e la preghiera sembra uno strumento disarmato, e lo è, però muove le coscienze, mantiene viva l'attenzione. E il pensiero va a chi paga il prezzo più alto della guerra, i bambini, al centro della veglia di preghiera con la Caritas di qualche sera fa. I bambini che sono assolutamente innocenti e che, se subiscono questa violenza indicibile, porteranno ferite per tutta la vita e non saranno poi forse capaci di riconciliazione. Ognuno può essere operatore di pace in un mondo troppo violento, dice Monsignor Tomasi, un messaggio che può essere veicolato attraverso la preghiera o con le mobilitazioni nelle piazze che tanto stanno dividendo l'opinione pubblica in questi giorni di scioperi e manifestazioni. Tutto ciò che ci fa essere presenti a questo nostro tempo, a prendere posizione per una netta scelta di non violenza e di pace è benvenuto. Tutto ciò che ci divide esacerba ancora un po' quello che abbiamo nei cuori, ma del resto la divisione è, ogni volta che siamo nell'agone politico dobbiamo fare in modo che questa divisione sia però la discussione con qualcuno che la pensa diversamente da noi e non la creazione di altri nuovi nemici. Intanto sabato, in occasione della festa di San Francesco, il Vescovo Tomasi ha presieduto la messa nel Tempio di San Francesco. Durante le celebrazioni l'offerta dell'olio per la lampada votiva all'altare del Santo da parte del sindaco di Casier, Renzo Carraretto. Allora, volevo dirvi che questa mattina i collegamenti non funzionano, perciò non riuscirò ad avere gli ospiti che erano stati messi in scaletta e non riusciamo a fare i collegamenti, vedremo se riusciremo a fare almeno delle telefoniche. Ma quello che volevo capire
e voi l'avete sentito, per questo dico Sveglia Veneti, cosa sta succedendo a quelle persone che non hanno la fortuna di vivere in centri dove veramente qualche vicino può aiutarle, avere dei servizi che dovrebbero aspettare di diritto, come dice Maria e anche Emilia, noi paghiamo le tasse, avremo diritto ad avere quello che ci aspetta, e soprattutto ecco, questo agone politico, diceva il vescovo Tomasi, ma perché l'agone politico impedisce forse di fare quello che si deve fare agli addetti ai lavori, visto che sono profumatamente pagati tutti i giorni per fare il lavoro che dovrebbero fare, che non fanno? Ecco, questi servizi sociali che non funzionano, vogliamo capire che bisogna fare qualcosa, che bisogna assolutamente cercare di interrompere questa filiera lunghissima, ognuno passa il cerino, non è di mia competenza, non ho le persone, non ho un supporto economico che mi permetta di fare questo. E noi cosa facciamo a queste persone, con queste persone che hanno telefonato, che sono disperatamente sole? Avete sentito cosa ha detto Maria? Altro che terzo mondo, forse Maria non lo sa, ma tutto sommato Maria, stai tranquilla che stai meglio tu di loro, questo te lo posso assicurare, anche se hai una solitudine che va combattuta con chi di dovere. Queste associazioni che continuano veramente a crescere, ognuno si alza e decide di fare un'associazione perché quelle che ci sono non vanno bene, la politica che non gli sembra vero perché così altri numeri che magari portano voti, senza capire che bisogna dire basta e cercare di coinvolgere quelli che ci sono con più persone, con più volontari, per cercare di dare aiuto a questi veramente persone. Andiamo a sentire cosa dice il dottor direttore Francesco Benazzi proprio ad esempio sui medici di base che mancano, che sono quelli che dovrebbero rispondere ai bisogni di queste persone diversamente giovani, sono loro che dovrebbero chiamare qualcuno. Possibile che Emilia e Maria non abbiano un medico che dica bisogna andare a trovare queste persone? Andiamo a sentire cosa dice il direttore Francesco Benazzi. La difficoltà a reperire giovani medici che ovviamente da subito vanno a prendere degli incarichi provvisori, continuo a dire provvisori perché poi ci sono delle graduatorie che potrebbero cambiare, quindi un medico potrebbe restare 3 mesi, 6 mesi, poi quando l'azienda zero manda fuori i bandi, chi ha più punteggio potrebbe prendere il medico e il posto del medico provvisorio. Un'incertezza, spiega il direttore generale, che porta i giovani medici a scegliere la continuità assistenziale nota come guardia medica. Questo per evitare il rischio di dover lavorare 6 mesi in un luogo e poi essere costretti a spostarsi. Abbiamo avuto solo 19 colleghi che hanno deciso di andare a coprire delle zone carenti. Noi ci auguriamo che a fine novembre, con ovviamente i nuovi specializzati, dovremmo avere un numero maggiore, più congruo. Fra le iniziative per ovviare a questa carenza, in accordo con l'Ordine dei Medici, sono stati contattati i giovani dottori e proposto loro delle zone. Non solo, spiega, ma si sta cercando di tenere in servizio fino a 72 anni i medici su base volontaria. La cosa importante, ribadisce Benazzi, è che nonostante tutto nel nostro territorio non ci sia nessuna persona che non sia iscritta ad un medico di famiglia, ma i disagi non mancano soprattutto in alcune zone. Le situazioni più in crisi sono Treviso Nord, cioè i comuni che vanno in Strana Quinto, dove mancano effettivamente 2 medici e i pazienti sono costretti a spostarsi. Asolo, da parte di Asolo, Cairano, Montebelluna, Trevigiano, dove anche qui purtroppo mancano 2 medici, adesso forse a novembre ne recupereremo un paio, e poi il Trevigiano, le aree più Canizzano, le aree più diciamo limitrofe del comune di Treviso, dove manca un medico. Entro un paio di anni speriamo di risolvere questa situazione, termina Benazzi, ed avere così un organico sufficiente a ricoprire i posti rimasti vacanti. Allora ringrazio e saluto veramente Don Matteo Zorzanello, direttore pastorale sociale del lavoro, che sta diventando anche parroco. Grazie Don Matteo di essere qui con Mirella, anche se telefonicamente purtroppo, mi scuso, questa mattina non riusciamo a fare i collegamenti con Smith, però sì, la ringrazio di aver risposto al telefono perché è molto importante. Allora Don Matteo, io ho ricevuto 2 telefonate questa mattina da Emilia della provincia di Vicenza e da Maria dalla provincia di Venezia,
due diversamente giovani hanno superato abbondantemente gli 80 anni che si sentono sole e abbandonate, addirittura con problemi veramente gravi di salute. Nessuno viene a cercarci, eppure paghiamo le tasse, nessuno ci aiuta, non sappiamo niente. Emilia da Louisiana diceva: abito su un paese anche turistico, però non ho servizi, non ho niente. Maria, molto ammalata, dice: se muoio forse è meglio perché qua è un disastro completo e non voglio più curarmi. Cosa sta succedendo, Don Matteo? Con tante associazioni non riusciamo ad arrivare a queste persone perché non facciamo rete, non facciamo squadra, quelle grandi poi non ne parliamo. Ecco, cosa si può fare, Don Matteo? Cosa vuole dire? Mamma mia, esatto, il problema è grande, attuale, e anche temo che diventerà ancora più grande nel futuro prossimo, dato che come popolazione invecchieremo. Io immagino, io ho 50 anni adesso, no? Appunto, divento anche parroco, come appunto cambiano anche un po' di servizi, ma se io immagino quando anche noi cinquantenni, fra 30 anni diventeremo anziani, saranno veramente moltissimi rispetto a una popolazione che è appunto giovane e minoritaria. Quindi il tema dell'anzianità è un tema che va affrontato adesso, ma anche in vista del futuro prossimo, perché davvero potrebbe diventare drammatico, di difficile gestione. Cosa succede? Succede che questo, no, da una parte abbiamo perso un po' il senso di comunità, siamo diventati un po' più individualisti, ognuno bada solo agli affari propri, e quelle che una volta erano le corti, le case un po' più grandi, il vicinato, per cui i figli erano un po' di tutti anche i vicini della corte, gli anziani, insomma, no, erano le persone sagge a cui tutti si rivolgevano e che erano sempre a casa, oggi sono relegati negli appartamenti, quindi da soli, e durante il giorno magari in condominio non c'è più nessuno perché sono tutti a lavorare a destra, a sinistra e in giro per il mondo. Oppure no, relegati talvolta nelle case, strutture, case di riposo o altro, dove spesso la maggioranza dei casi sono persone con grosse disabilità e quindi difficili anche da gestire. Il tema della solitudine è grande, allora, quindi è vero, è autentico. Cosa manca attualmente? Mancano, dal mio punto di vista, volontari, nel senso, dopo il Covid sono calati notevolmente anche le persone disponibili ad essere volontarie, a fare volontariato, andare a trovare le persone anziane, e talvolta abbiamo un po' paura anche con i nostri spazi, le nostre associazioni. Io credo che gli spazi delle parrocchie che abbiamo a disposizione andranno utilizzati di più, non solo per i più giovani che hanno bisogno e abbiamo necessità che abbiano spazio per loro, ma durante il giorno anche per gli adulti anziani. Riuscire a fare in modo che ci siano spazi di ritrovo anche per loro, per poter uscire di casa, per poter avere relazioni e non vivere quella drammatica solitudine che può succedere dall'isolamento e anche dal fatto che spesso, no, i coetanei, che prima erano anche le persone con le quali ti relazionavi, non ci sono più, i parenti mancano, non c'è più nessuno, non c'è più fratelli, sorelle, perché giustamente l'età, no, li porta in cielo, e quindi il tema della solitudine è grave. Io credo che avremo bisogno, io vedo dalla mia parte, che gli spazi anche, no, delle parrocchie spesso rimangono chiusi o disabitati, soprattutto durante il giorno, possano essere investiti anche per le persone anziane. E mancano volontari, c'è bisogno di gente che possa dire: metto la mano sulla coscienza, do un'ora di tempo, e magari le nostre associazioni, facendo rete, potrebbero diventare un'occasione, per vincere questa solitudine. Ma ripeto, e chiudo, ho parlato anche troppo, il tema riguarda oggi, ma soprattutto mi preoccupa ancora di più per domani, dove il numero sarà ancora più grande, più elevato, più complicato. Allora, Don Matteo, non sono d'accordo nel senso che mancano i volontari, in parte, e le spiego il perché. Sì. Non è che mancano i volontari, noi abbiamo centinaia di associazioni di volontariato. Il problema è, a mio avviso, Don Matteo, poi mi corregga se sbaglio, che tutti facciamo tutto e alla fine troviamo l'anziano solo
abbandonato nelle case perché non lo conosciamo, non sappiamo il suo indirizzo, non facciamo rete. Allora, se invece iniziassimo, invece di aprire continuamente nuove associazioni che una si copia con l'altra perché ormai le abbiamo tutte, iniziassimo a capire chi fa cosa. Allora, Emilia dice: io ho bisogno di questo, ho bisogno di fare delle cure, perciò devo essere portata perché io non ce la faccio, ho bisogno di fare la spesa perché non ce la faccio. Capisce Don Matteo che noi abbiamo tutte queste associazioni che potrebbero fare questo? Allora, chi ha i mezzi di trasporto va a prendere Emilia e la porta a fare le cure, chi può portare la borsa della spesa, il mondo dei banchi alimentari producono queste cose, ce le abbiamo, perciò gratuitamente possiamo portare la spesa a casa, le medicine. Poi c'è l'ascolto telefonico, abbiamo dei numeri dove queste persone possono essere chiamate in maniera parlano, se no non riescono neanche più a parlare. Il problema è, Don Matteo, che non vogliamo fare rete, non uniamo le forze. Perché? Perché vogliamo sempre primeggiare, dobbiamo essere noi che facciamo tutto. Invece anche in regione, adesso cambieranno anche tutti questi assessorati, capirà anche il Presidente, devono capire che devono rivedere questi modelli, devono capire chi sono le associazioni, ognuna deve fare per quello che è nato, non fare tutto. Pensi, Don Matteo, che la Croce Rossa, la Presidente che ho avuto ospite e che ringrazio, ha detto: noi come Croce Rossa adesso dovremmo fare formazione, non dobbiamo più fare la spesa, la borsa della spesa, i vestiti, noi dobbiamo fare formazione. Capisce Don Matteo che forse dobbiamo cambiare le regole del gioco che ognuno si è fatto da sé? Prego Don Matteo. Sì, certo, questa è un'altra parte in effetti che non avevo sottolineato, ma ha ragione, nel senso che se da una parte certo mancano, nel senso che ne sono meno nei nostri ambiti di volontari, però è anche vero questa cosa, che c'è un estremo individualismo, lo si vede in questo ambito, lo vedo anche in altri, ho seguito anche il tema degli oratori, della diocesi o altro, no? Quanto fatica è far capire che una cosa che fai tu magari la fa già bene un altro, o meglio la facciamo in due, o ci spartiamo, una la fai tu, una la faccio io, e abbiamo un vantaggio maggiore. Abbiamo ancora dentro di noi, questo è vero, quindi hai ragione, un individualismo estremo anche dentro le associazioni che paradossalmente si occupano degli altri, no? che hanno come fine il benessere di tutti, degli anziani, degli adulti, dei ragazzi, però ognuno sembra che debba chiudersi in sé. È vero, c'è questo tema, quindi lo sottolineo anch'io. Il tema di fare rete, anche secondo me, appunto, no, qualcuno potrebbe essere in ambito ecclesiale, dentro le parrocchie o nella diocesi, un lavoro che si può fare, quello appunto di mettere in rete quelle che sono dentro alle nostre realtà religiose e locali, ma credo che anche a livello provinciale, regionale, comunale sia importante fare rete e provare. Sì, io sono d'accordo, fare formazione nel senso di dire facciamo questo, no? Risparmiamo le forze, tra virgolette, ma non in senso economico, in senso proprio poi oggettivo, no? Perché se una cosa la fai già bene tu, falla tu anche per me, io ne faccio un'altra che tu non sei in grado e insieme rispondiamo molto meglio. Siamo ancora dentro a un egocentrismo, viene da dire, sì, ma anche all'interno, spirituale. scusi Don Matteo, ma Sì? il problema è che io lo riscopro anche all'interno di queste associazioni anche religiose, chiamiamo così per non fare nomi, sennò viene fuori un putiferio, però mi piacerebbe anche tanto. Perché pensi, Don Matteo, che sono stata chiamata da una mia amica giornalista e mi ha detto: Mirella, guarda che ti chiamerà una signora perché è successo questo, nel senso che c'erano queste volontarie da anni che facevano distribuzione di vestiti per un'altra associazione alla quale loro non appartenevo, ma non so se lei l'ha conosciuto, il grande Don Alberto di Treviso, che era un illuminato. Lui praticamente, oltre alla mensa che c'era già, ha deciso di aprire questi spazi molto grandi che aveva al primo piano,
piano e fare la distribuzione dei vestiti, quello che serviva alle persone in difficoltà. Ecco, quando lui è morto, gliela faccio breve, praticamente è crollato tutto. A queste signore è stato dato il ben servito, nel senso che hanno detto a noi non servite più perché noi non intendiamo andare avanti con questa cosa, e perciò hanno trovato un altro posto. Beh, insomma, alla fine, lo dico in breve, Don Matteo, perché sarei anche stanca di queste cose. Ecco, hanno bussato a tutte le porte, perché poverette, poi diversamente giovani anche tutte, di vedere come distribuire tutto questo materiale che avevano raccolto. Ma guardi, Don Matteo, sono andata a vedere, vedesse come era selezionato, pulitissimo, bello, e gli hanno detto portatelo nella discarica. In 3 anni, Don Matteo, 3 anni, non sono riuscite a fare squadra con nessuno. Nessuno le ha ascoltate, anzi non vedevano l'ora di prendere le chiavi e di mandarle via. Questo è quello che mi è stato riportato. Allora, Mirella, cosa ha fatto Don Matteo? Ho preso 4 furgoni con i miei volontari e sono andata a svuotare questi locali perché dovevano consegnare le chiavi. Allora, umiliate, hanno bussato a tutte le porte, comprese quelle che lei ha ben capito, molto vicine a lei, molto vicine a lei. E la risposta è stata: arrangiatevi, noi non abbiamo bisogno. Ma le sembra che io possa accettare nel 2025 di trattare le volontarie in questa maniera? Ma le sembra che sia una cosa normale che nessuno abbia messo in rete questa esigenza che avevano, poverette, di distribuire tutta questa quantità di merce che in tanti anni avevano raccolto e selezionato, perché nessuno si è preoccupato di informare l'altro che c'era questa possibilità? Ma le sembra una cosa normale, Don Matteo? No, glielo chiedo. Certo. Sì, allora, al di là poi del caso singolo che non conosco, non so se c'erano altre cose e non voglio neanche saperle, ecco, chiaro, su questo è evidente. Dall'altra parte c'è questa impressione talvolta che c'è sto spreco anche, perché magari, che ne so, può capitare, perché purtroppo siamo umani anche noi preti o chi altro che lavora in parrocchia. Qualche volta l'idea che devo fare è diverso dal mio predecessore, che una cosa secondo me non piace tanto, allora non la si fa più, quasi come che fosse quello che fai è dipendente solo da te, e allora rischi di buttare via anche delle risorse, delle possibilità che sono preziose. Il racconto che mi fai, da come dici, è proprio un racconto di uno spreco, mi viene da dire proprio, nel senso peggiore del termine, come si fa a sprecare la possibilità di qualcuno o qualcuna che si rende disponibile, o di risorse che ci sono per il bene di tutti. Allora adesso ve ne racconto un'altra, dopo lo lascio, Don Matteo. Allora vi racconto un'altra storia qui a Treviso, una persona che da 3 anni dorme in macchina, 3 anni, nessuno, ed è su un parcheggio dove tutti lo vedono, nessuno si è mai preoccupato di aprire quella porta di questo povero Cristo per vedere se aveva bisogno di qualcosa. Gliela faccio in breve, è arrivato primo in classifica per questo maledetto appartamento, è ancora in macchina che dorme perché nessuno si preoccupa di capire che devono accelerare. E lui sta diventando matto, Don Matteo, sono molto preoccupata. Ho chiamato tutti passano il serino, bisogna aspettare la burocrazia, allora viene uno, mi dice: ma se il sindaco mi chiama, do le chiavi e lui può entrare, chiamo il sindaco, dice no, non è così, bisogna vedere, intanto lui in macchina, sta arrivando il freddo e l'appartamento è là perché è arrivato primo in graduatoria. Ma non le sembra, Don Matteo, che ci stanno prendendo in giro? Sì, è chiaro, sembra quasi talvolta il racconto di un film, invece la realtà. Talvolta cosa c'è? Non lo so. Allora, una eccessiva burocrazia di sicuro, c'è anche tanta paura, penso, da parte di chi dovrebbe essere preposto a dire: adesso provo a mettermi nei panni, ma non per difendere a tutti i costi. Uno dice: ma se poi apro la mia casa poi non sono più libero, non riesco più a liberarmene, chi mi garantisce? È la ricerca sempre di garanzie,
che rischia, che diventa un motivo per diventare egoisti o chiudersi di fronte a dei casi di persone che hanno bisogno, in cui vince la paura più che il desiderio di risolvere. Allora le racconto questo, poi chiudo. Un ragazzo che ho conosciuto 20 anni che sogna di fare il saldatore, ascolti bene Don Matteo. Sì. Allora gli ho detto: scusa tesoro, ma hai mandato il curricula? Sì, ho bussato dappertutto, nessuno mi ha risposto. Ma parli bene, mi sembra, l'italiano? Sì, parlo l'italiano e il francese. Ma come, se tutti cercano saldatori, ho detto, come fai a non trovare nessun posto? Non lo so, comunque nessuno mi risponde. Allora sa qual è il problema? Che ha la pelle nera. Eccolo, volevo dirlo io, ma me l'ha anticipato. Meno male che è insieme. Beh, lo sa Mirella come mi conosce Don Matteo. Ha la pelle nera. Allora ho chiamato io e allora vediamo se viene fuori il posto di lavoro, visto che tutti cercano i saldatori e nessuno vuole fare il saldatore, non hanno. Ecco, lui c'è. Ha voglia, è il suo sogno, Don Matteo, pensi, è il suo sogno di fare il saldatore. Allora capisce Don Matteo che dobbiamo fare rete e dare risposte a queste persone, invece di blatterare e non agire. Abbiamo bisogno di agire adesso, non più di aspettare. Certo. Come ci saluta Don Matteo? Eccolo, io vi saluto intanto ringraziandovi, nel senso anche del servizio che fate, del tenere sveglia l'attenzione, perché su questi temi poi non se ne parla, no? E quindi ogni tanto occorre tenere sveglia alta l'attenzione, e su questo cercando anch'io nel mio impegno, che sarà a breve più concreto in una parrocchia, di provare a rompere questo egoismo, cioè proviamo davvero a uscire un po' dallo schema della paura, se no non ne veniamo fuori su questi temi e su tutto il resto. E allora proviamoci, almeno io ci proverò almeno anche nel mio concreto. La ringrazio Don Matteo, spero di averla ospite nei prossimi giorni, perché appunto col collegamento questa mattina non riusciamo a fare i collegamenti con Smith, ma ci vedremo sicuramente. La ringrazio perché ha detto adesso anch'io cercherò di agire, perché bisogna agire, basta parlare, bisogna agire. Grazie veramente a Don Matteo Zorzanello, direttore pastorale sociale del lavoro, collegato con noi da Vicenza. Grazie e buona giornata Don Matteo. Allora andiamo invece da un altro ospite. Prima andiamo a vedere anche un altro servizio che è molto importante, perché dobbiamo anche capire cosa dobbiamo fare per veramente migliorare un po' la qualità della vita e soprattutto questo inquinamento. Andiamo a vedere questo, andiamo proprio a Vicenza, piano anti-inquinamento, e poi sentiamo anche che ospite avremo in telefonica naturalmente. Lotta all'inquinamento, ma la lotta bisogna vedere come la si fa e che obiettivi coglie, perché le limitazioni al traffico si fanno da decenni, ma nell'aprile del 2024 le polveri sottili imperversavano ancora per tutta la pianura padana e Vicenza era seconda in Italia per sforamenti delle PM10. Intanto dal 1° ottobre di quest'anno e fino al prossimo 30 aprile si ricomincia con le limitazioni al traffico, misure che ricaicano sostanzialmente quelle emanate lo scorso inverno. La Regione ci ha dato delle indicazioni che noi abbiamo recepito. In allerta verde, voi sapete che le indicazioni iniziali erano quelle di bloccare anche gli Euro 5 diesel, poi con il decreto infrastrutture di Salvini e i vari emendamenti si è deciso di posticipare questo blocco, e quindi quest'anno in allerta verde, cioè nessuna allerta in realtà, i veicoli Euro 5 diesel circoleranno, ma in arancio e in rosso comunque saranno fermi. La pianura padana è una delle più inquinate d'Italia, quindi per evitare sanzioni dall'Unione Europea bisogna attivarsi. Quest'anno che si sforino i limiti 4 o 10 giorni consecutivi, le limitazioni non cambiano, perché il livello rosso prevede le stesse misure del livello arancione. Ancora una volta nelle città si torna a mettere il bavaglio ai veicoli, nonostante sia stato dimostrato che a inquinare sono soprattutto le caldaie, nonostante i limiti alla circolazione non coinvolgano tangenziali e autostrade, perché significherebbe bloccare l'economia, nonostante durante il lockdown all'epoca della pandemia i dati abbiano confermato che il traffico cittadino non sia il principale responsabile delle PM10. Verrà limitata la circolazione dei veicoli più vecchi, ma anche di quelli più recenti, come diesel Euro 5 immatricolati tra il 2009 e il 2015. Tutto questo con evidenti ricadute sulla popolazione meno abbiente, che
non può cambiare l'auto. Insomma, qualche dubbio sulle politiche anti-inquinamento c'è ed era stato manifestato anche dall'ex assessore all'ambiente Simona Siotto di Fratelli d'Italia. Si è lavorato senza basarsi su dati scientifici, in modo ideologico e nella direzione sbagliata, e che lo stato dell'aria a Vicenza e in generale nella pianura padana ne è l'evidente dimostrazione. Dobbiamo invece lavorare sull'efficientamento energetico, dobbiamo lavorare sul patrimonio arboreo ben distribuito, ben piantato, ben manutentato, dobbiamo smettere di fare le lotte solo alle macchine, perché il lockdown ci ha dimostrato che siamo completamente fuori tema. In questi anni sono state fatte domeniche senza auto, blocchi del traffico e imposto limitazioni varie, ma la sensazione è che servano soluzioni più concrete ed efficaci, con contributi importanti a favore dei cittadini. Si investa ancora di più sulla riforestazione urbana e sulla sostituzione delle caldaie obsolete, loro sì, principali responsabili dell'inquinamento. E magari, aggiungiamo, anche l'Europa deve fare la sua parte, di più è meglio. Ringrazio e saluto il professor Annibale Biggeri, professore di statistica medica. Grazie professor Biggeri di essere qui con noi. Mi scuso per questo inconveniente di questa mattina, ma è molto importante sentire anche le sue parole. Allora, professor Biggeri, ma cosa ne pensate voi di queste guerre, di questo inquinamento? Ma le popolazioni che vivono, quei pochi, poi non so neppure se c'è ancora più la Palestina, ecco, queste persone cosa respireranno? Ecco, in futuro, perché adesso non si può dire niente, ma quanto inquinamento c'è? Eppure saranno costretti a vivere su questi posti. Lei cosa vede? Cos'è l'inquinamento nel 2025? Cos'è che la preoccupa di più, professor Biggeri? Prego. Buongiorno, intanto grazie, piacere di risentirla. Grazie. Quello che avevo da dire in termini di inquinamento atmosferico nel nostro paese, l'ho detto nell'intervista al Corriere Veneto, è chiaro che le misure che sono state prese sono insufficienti e bisogna fare molto di più e con molta maggior convinzione. Questo è evidente a livello europeo. Noi abbiamo dei limiti che riguardano, prendiamo l'esempio delle polveri fini, del PM2.5, le polveri più piccole di 2,5 micron di diametro, che hanno dei limiti come media annuali che sono 5 volte più grandi dei limiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cioè sono dei limiti che non tutelano la salute della popolazione. Si parla di quasi 250.000 di morti legati all'inquinamento atmosferico urbano. Quindi solo l'8% delle centraline a livello europeo misurano dei livelli che sono inferiori ai limiti di sicurezza per la salute. Questa è la situazione. Ci vuole molta più convinzione. Devo dire che le vicende politiche internazionali, compresa la guerra in Ucraina, non hanno certo facilitato una politica, diciamo così, ecologicamente utile da parte dell'Unione Europea. Professor Biggeri, però è anche vero che noi siamo un po' con le spalle al muro. Mi sembra che i grandi della terra, quelli che aprono e chiudono i rubinetti per la nostra sopravvivenza, perché funziona così, guardate che se chiudono i rubinetti non ce n'è per nessuno, però non siano di questa idea.
perché che regna, lo dico io naturalmente, professor Bigeri, è il business, è arrivare sempre più in alto, qualsiasi mezzo è utile, l'importante è che io riesca a accumulare sempre di più, diventare sempre più forte, sempre più potente. Ma il business ha superato il buonsenso, professor Biceri. Allora voi vi cercate in tutte le maniere, scienziati, ricercatori, di farci vivere meglio in un ambiente più pulito. Poi questi schiacciano un bottone, arriva un drone e scarica di tutto e di più. Allora cosa vorrebbe dire a queste persone? Perché saranno pure, hanno figli, hanno nipoti, sono padri di famiglia, appunto i loro familiari cresceranno in un ambiente anche per loro veramente tossico al massimo, perché se continuiamo così e non poniamo rimedio, prego professor Bigeri. Sì, vabbè, sono più argomenti, diciamo, restiamo sullo sviluppo, anche senza mettere in discussione lo sviluppo. La Cina, che era un'area molto peggiore, aveva dei livelli che sono 10, forse più volte i nostri, è arrivata nel giro di una decina, quindicina d'anni ai nostri livelli, se non più bassi, usando la leva dell'economia, usando aspetti di carico fiscale per chi inquina, che hanno cambiato anche le prospettive economiche e l'innovazione economica cinese. A Pechino le auto sono tutte elettriche, quindi non è vero che si deve perseguire il business, non è così. Il mercato lo si fa dando gli opportuni incentivi e l'industria è anche fonte di benessere e di innovazione. I cinesi questi l'hanno fatto. Se noi restiamo e vogliamo fare guadagno solo rispetto a prodotti e industrie obsolete, verremo condannati alla marginalità economica. Questo sul piano strettamente diciamo così, dello sviluppo. Poi c'è tutta la critica allo sviluppo perenne che lei ricordava. Chi ce lo impone e chi ce lo dice che crescere va bene. Ci sono molte cose che vanno in senso contrario, a cominciare dalla rivalutazione di tutte le aree interne italiane e di un modo di vivere che sia migliore per tutti noi. Però questo va al di là, diciamo, di quelle che possono essere le informazioni scientifiche che io produco. Qui si va su un discorso di vita, di aspettative che va al di là, ecco, di quello che è la mia competenza tecnica. No, ma è stato molto chiaro, professor Bigeri, la ringrazio. Per quanto riguarda i PFAS, cosa mi dice, professor Bigeri? Perché ecco, ormai sono arrivati anche a Bassano, per non parlare, i PFAS sono nel mondo. Ecco, com'è la situazione? Cosa ci dice, professor Bigeri? E siamo contenti intanto del risultato del processo di Vicenza, che ha riconosciuto e sancito anche la diciamo, qualità della conoscenza prodotta dai cittadini che vivevano e che continuano a vivere in quelle zone. Quindi è stato importante il riconoscimento dell'esperienza e dell'impegno della popolazione. Invece sul livello più generale, purtroppo l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, ha tutte le sue indagini campionarie sulla popolazione generale e stabilisce quelli che sono i limiti di sicurezza come
introito settimanale in relazione alla dieta, compresa l'acqua potabile. E purtroppo tutte queste survey, questi studi campionari censisti dall'EFSA sono risultati su livelli di esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche che sono ben superiori al limite che la stessa EFSA avrebbe stabilito come limite di sicurezza. Quindi la popolazione generale europea è esposta a queste sostanze e questo potrebbe avere delle ripercussioni. Quindi l'agenzia termina dicendo è un serious concern, è una preoccupazione seria quella che dobbiamo avere per la salute della popolazione. Cos'è che la preoccupa di più, professor Biceri, in questo momento? Ecco, voi che avete dei numeri, avete dei dati con i quali vi basate, e soprattutto ecco, questo agire, prima il vescovo di Treviso parlava dell'agone politico, vedremo se l'ambiente nell'agone politico, se cercheranno veramente di migliorare questa nostra qualità della vita, questa popolazione che diventa sempre più diversamente giovani, con tante patologie, ci manca anche l'inquinamento se non viene combattuto. Prego professor Bigeri, poi la saluto. Sì, cosa le devo dire? Noi abbiamo bisogno di governanti di qualsiasi matrice politica che governino e non che facciano propaganda per superare il collega o l'avversario alla prossima tornata elettorale. Noi abbiamo bisogno di buon governo. Professor Bigeri, come vedi i giovani, il comportamento dei giovani anche per quanto riguarda l'inquinamento? Mi sembra che loro abbiano uno stile di vita diverso, sono più accorti, più attenti sia nel mangiare ma anche su quelle che sono magari anche le raccolte differenziate, ce la mettono tutta fin da bambini, vuol dire che c'è questo senso di rispetto anche per l'ambiente. Prego. Sì, no, su questo diciamo la speranza è tutta nei giovani, come si dice, ma è vero, questo è vero. Ci sono anche delle cose buone, cioè tante cose anche nelle nostre terre in Veneto che riguardano il ciclo dei rifiuti sono migliori di quelle che troviamo in altre realtà. Quindi questo non vuol dire che parlare dei problemi di salute della popolazione non vuol dire perdere la speranza, tutt'altro, si lavora in quella direzione. È chiaro che nel 1980 i livelli di inquinamento dell'aria nelle grandi città erano molto peggiori di quelle che abbiamo adesso. Quindi va relativizzato e va mantenuta l'ottimismo, si diceva una volta, l'ottimismo della volontà. Professor Bigeri, non pensa che oltre alla didattica questi ragazzi dovrebbero essere accompagnati anche a fare delle guide turistiche nel vero senso della parola, conoscendo quella che è la natura, che loro, come avete sentito, rispettano molto, sono gli unici che si battono per l'ambiente, li vediamo, è inutile che ci dicano che non è vero, sono gli unici che cercano veramente di far anche proseguire il loro percorso di vita ai diversamente giovani in un modo più corretto, però vengono ascoltati poco. Non sembra che forse dovremmo ascoltare di più questi giovani e renderli partecipi anche su quello che è l'ambiente, visto che loro sono molto attenti? Prego professore. Sì, guardi, la società civile è più avanti di quello che appare, diciamo così, nei media ufficiali e per certi aspetti in quello che troviamo a livello parlamentare e governativo. Quindi
direi che ci dovrebbe essere da parte delle istituzioni più attenzione alla società reale, che è molto migliore, soprattutto nei settori giovanili. Perciò è d'accordo di portare di più questi ragazzi a toccare con mano quella che è la realtà che loro veramente amano, che loro anche cercano di aiutare. Professor Bigeri, come ci saluta, ecco, con quale messaggio ci lascia? Ma la speranza è in una capacità complessivamente del nostro Paese di accogliere questi segnali importanti in termini di ecologia, ma anche in termini di pace. Questo direi che potrebbe essere il messaggio finale. Vanno tenute insieme. Lei stessa ha ricordato il problema delle guerre e quello che si chiama ecocidio provocato dalle guerre e dai bombardamenti. Quindi noi dobbiamo affrontare questo. La risposta, direi, della società italiana rispetto a questi segnali di guerra è, come dire, confortante. Su questo noi speriamo. Grazie veramente, grazie al professor Annibale Bigeri, professore di statistica medica, di essere stato con noi anche solo telefonicamente per queste pillole di saggezza che anche il professor Bigeri ha dato questa mattina. Buon lavoro professore, grazie, spero di rivederla presto in presenza, mi farebbe molto piacere, la ringrazio e le auguro veramente una buona giornata e buon lavoro. Grazie professor Bigeri. Allora abbiamo sentito cosa ha detto, ecco, pillole di saggezza, mi dispiace però capite questa mattina dobbiamo un po' gestire la trasmissione perché è tutto bloccato per quanto riguarda questi collegamenti, perciò devo fare le telefoniche se riesco. Andiamo a vedere anche questo inquinamento acqua sempre a Vicenza e poi lo commentiamo. Sono stati rilevati, oltre ai già noti FAS, nelle acque sotterranee è stato trovato anche dei metalli pesanti, il nichel, il manganese, l'arsenico, nonché sono stati rilevati anche una fonte di cloroformio. La notizia è esplosiva e la rivela il consigliere comunale Angelo Tonello. Prima che inizino i lavori dell'alta velocità a Vicenza è stata scattata una fotografia dello stato di salute della falda freatica, quella più superficiale, e nell'occasione sarebbero stati trovati degli inquinanti. Ma attenzione, questa situazione nulla ha a che fare con l'acqua potabile. Queste acque sono le acque della falda freatica, quindi i primi 30 metri dal suolo, quindi non stiamo parlando di acqua potabile, perché l'acqua potabile invece è pescata a profondità maggiori e questi problemi, queste contaminazioni non sono mai state rilevate da Viacqua. Per cui non stiamo parlando dell'acqua da rubinetto, che è sicura, stiamo parlando di un'acqua, l'acqua della prima falda, l'acqua superficiale sostanzialmente. I rilevamenti sono stati fatti lungo i 6 km della futura linea dell'alta velocità tra Olmo e la stazione di Vicenza. A questo punto la provincia di Vicenza si è subito attivata. La provincia di Vicenza, che è competente anche per le acque sotterranee, appena ricevuto la notizia della presenza di inquinanti nella prima falda, ha attivato le procedure per trovare la fonte e i responsabili dell'inquinamento. I dati sono stati portati oggi sul tavolo tecnico di coordinamento gestito dalla Regione e che si occupa di analizzare il piano di monitoraggio ambientale della TAV. L'obiettivo è appunto fotografare la situazione dell'acqua prima dell'inizio dei lavori dell'alta velocità. Quanto fatto oggi serve per avere conoscenza delle matrici ambientali prima dei cantieri, in modo da, in fase di cantiere, verificare se le matrici ambientali, quindi aria, acqua, fauna, flora, si modificano a causa proprio delle lavorazioni dei cantieri. Insomma, i dati di oggi nulla hanno a che fare con la TAV. Tra i controlli che si vogliono effettuare anche quelli dell'aria, in particolare delle PM2,5, polveri sottilissime, per cui il Comune di Vicenza chiede ad ARPAV di attivare un'altra centralina di rilevamento nel quartiere di San Felice, in modo da conoscere la situazione prima dell'inizio dei lavori dell'alta velocità, così da monitorarne l'evoluzione.
e questo serve per garantire che i lavori non possano arrecare danno alla salute dei cittadini e alla natura. Io ringrazio e saluto il professor Gianni Tamino, biologo collegato con noi da Padova, che si occupa di ambiente e di intelligenza artificiale. Grazie professor Tamino, mi scuso anche con lei, ma dobbiamo fare la telefonica questa mattina. Ecco, professore, non so se ha sentito queste interviste, questo inquinamento che comincia veramente a preoccupare, abbiamo sentito anche il professor Bigeri, però mi sembra che a parole tutti parlano, però come agire mi sembra che si agisca male e poco. Cosa ne pensa professor Tamino, e soprattutto anche l'intelligenza artificiale se riuscirà ad aiutarvi in questo? Prego. Allora, prima di tutto, anche se si tratta di inquinamento della prima falda, ma ricordiamoci che nel tempo questi inquinamenti della prima falda possono poi andare anche nelle falde più profonde, quindi bisogna stare molto attenti. Ma l'inquinamento della prima falda vuol dire l'acqua che si usa per esempio per irrigare. Questi inquinanti vanno a finire magari nelle verdure, vanno a finire in cibo per animali e poi se li ritroviamo nel cibo che mangiamo attraverso l'irrigazione, attraverso la catena alimentare, quindi è tutt'altro che trascurabile e dovremmo fare di tutto per avviare politiche di prevenzione. Ecco, da questo punto di vista l'intelligenza artificiale potrebbe anche essere utile e in effetti si usa come informazioni di base, nel senso che ci sono quelli chiamati database, cioè grandi quantità di informazioni da cui con degli algoritmi si cerca di ricavare delle informazioni supplementari che sarebbero difficili ottenere a mano o con i normali computer. Detto questo, quindi che in qualche modo l'intelligenza artificiale può fornire anche informazioni utili nella ricerca scientifica, purtroppo oggi non ci si rende conto che l'intelligenza artificiale è alla base delle fake news e anche di eventuali ricerche artefatte, cioè è difficile verificare se i dati riportati in una ricerca scientifica sono reali o elaborati con l'intelligenza artificiale e questo è un grosso problema. Ma come non bastasse, l'intelligenza artificiale consuma grandi quantità di energia e questo richiederà in futuro, se andiamo avanti con la logica attuale delle grandi multinazionali del settore, di dover avere addirittura centrali nucleari solo in funzione della produzione di energia per alimentare i database e i computer collegati. E come non bastasse, questi sistemi sono raffreddati ad acqua con enormi consumi di acqua. Ricordo che le fake news, al di là dell'aspetto scientifico, sono un momento molto molto pericoloso per la democrazia, perché si possono alterare le informazioni, modificare l'opinione pubblica, alterare i risultati elettorali e così via. Allora, intanto io la ringrazio perché sono temi, professor Tamino, che si sentono poco, non si parla di questo, io invece ne parlo, cerco di avere anche voi addetti ai lavori molto preparati, ecco, dove veramente date queste pillole di saggezza che i politici che vedono questa trasmissione naturalmente dovrebbero prenderne atto. Invece mi sembra, come ha detto lei, che si cerca più di accontentare la multinazionale che invece di vedere veramente di cosa si può fare con questa squadre meravigliose che abbiamo di scienziati, di ricercatori, di professoroni che non vengono ascoltati perché regna il business, regna qualcos'altro, regna la mia visibilità nel momento che governo, che sono nella stanza dei bottoni, ma questo non può funzionare a lungo, lo dice anche lei, perché c'è un inquinamento anche virtuale che veramente fa paura, perché se non abbiniamo la parola etica all'intelligenza artificiale non so dove andremo a finire, l'ha spiegato bene lei. Prego, professor Tamino. Sì, certo, la questione etica è fondamentale perché
noi rischiamo di creare una società in cui non si capisce più ciò che è vero da ciò, e non si distingue da ciò che è falso. Questa impossibilità di distinguere crea problemi sociali, problemi di democrazia, ma anche la difficoltà di avere una ricerca scientifica che sia fatta in maniera corretta e in funzione del miglioramento della qualità della vita della popolazione e dell'ambiente. Tutto questo è, a mio avviso, problematico. Certamente, a differenza degli Stati Uniti, in Europa abbiamo una norma, e adesso anche in Italia, che pone i problemi etici. Ma è difficile porre problemi etici se gran parte di questa ricerca e di questi database e di questi sistemi sono dislocati, per esempio, o negli Stati Uniti o in Cina, come è la situazione attuale. Aggiungo una cosa, che è improprio parlare di intelligenza artificiale, perché non si tratta di intelligenza, ma si tratta semplicemente di algoritmi, cioè sistemi per trovare una soluzione, che utilizzano una banca dati con tantissimi dati che sarebbe impossibile a un essere umano analizzare in tempi brevi. Ecco, questo però significa che ci affidiamo a degli algoritmi che per definizione non sono in grado di trovare soluzioni, ma sono in grado soltanto di cercare in ciò che è già avvenuto qualche cosa che possa andare bene. Ma ci sono moltissimi problemi, come insegnava il maestro di questi aspetti, chiamiamoli, di intelligenza artificiale ante litteram, cioè Turing. Turing è quello della macchina di Turing, quello che ha del film che ha dimostrato, dove si mostrava come lui è riuscito a scoprire i codici dei nazisti e quindi impedire bombardamenti e salvare vite umane. Bene, Turing aveva già in suo teorema messo in luce che ci sono problemi non risolvibili con algoritmi, e in particolare l'informazione non nasce da algoritmi, ma nasce dalla capacità di elaborare idee, cose tipiche dell'intelligenza umana, ma non dei sistemi macchine chiamati impropriamente intelligenza artificiale. Molto chiaro, e la ringrazio. Professor Tamino, la prego se riesce a rimanere collegato con noi, perché devo andare in pubblicità. Ecco, ci terrei molto ancora a proseguire, sono parole importanti, ecco, come ripeto, sono pillole di saggezza che cerchiamo di dare a casa con gli addetti ai lavori, quelli seri, come ecco, cerco di avere tutte le mattine in trasmissione. E allora grazie, se rimane professor Tamino, pubblicità. Una filosofia dei cerchi concentrici, quella spiegata dall'assessore Sara Baldinato, per valorizzare gli immobili in concessione del patrimonio comunale a partire dal centro cittadino, per poi estendere il principio a tutti i quartieri. Obiettivo: contribuire alla godibilità e vivibilità delle vetrine. L'obiettivo è stato raggiunto, di avere tutti gli immobili del centro, della zona monumentale, occupati. Giusto domani ci sarà un bando per gli ultimi 2 che sono liberi, e da qui in avanti cercheremo di proseguire a cerchi concentrici, quindi allargandoci dalla zona monumentale verso tutta la città, per cercare di riempire gli immobili di proprietà del patrimonio comunale che sono ancora liberi. Tra le idee in cantiere anche quella di concedere spazi per poter dar vita ad un Repair Café. Io ho un'idea particolare che ho copiato un po' dall'estero, mi piacerebbe realizzarla, di un Repair Café, un posto dove le persone si bevono un caffè ma anche offrono la loro manodopera come cittadini nel loro stesso quartiere, per aggiustare una bicicletta, aggiustare un piccolo elettrodomestico, e quindi è un modo per unire le persone, per aggregarle e per ovviamente godersi anche un caffè in compagnia. Tanti i punti messi in luce dall'assessorato in sede di bilancio dei 2 anni, tra cui campeggiano le attività svolte per contrastare l'abbandono rifiuti, la stretta con gli accessi controllati in ricicleria, il tema tari e caccia agli evasori, ma anche tutto quello che è inerente alla tutela ambientale o il percorso per poter ampliare il teleriscaldamento. È un grande lavoro di squadra che abbiamo fatto con AGSM IM, con il Politecnico di Torino, con le acciaierie che sempre ringrazio, sull'ampliamento del teleriscaldamento.
teleriscaldamento. È un lavoro di 2 anni, numeri significativi a livello di qualità dell'aria che ne avrà un beneficio sicuramente veramente impattante. Si parla di migliaia di tonnellate di CO2 che verrebbero risparmiate da questo ampliamento del teleriscaldamento. Si parla di raddoppio della volumetria riscaldata dalla nuova rete di teleriscaldamento e in progressione futura anche un aumento dei chilometri di estensione lineare del 156%, quindi pensate che la città anche nella zona est, dove ad oggi non c'è il teleriscaldamento, sarebbe appunto coinvolta in questo progetto. Poi, oltre il piano industriale che è stato approvato da AGSM con un importo di 47,5 milioni di euro, quindi un importo significativo, ci sarà, oltre i 5 anni appunto di oriente temporale, anche il collettamento con le acciaierie e quindi il recupero dei cascami di calore, un progetto di cui si parla in città da tanti anni. Allora, professor Tamino, ecco, vedo e mi fa molto piacere che i giovani assessori, anche i giovani sindaci, sono molto orientati verso l'ambiente, ecco, usano un po' di più dei mezzi che hanno per migliorare la qualità della vita. Per questo sono fiduciosa nei giovani. Ecco, cosa dice, come ha sentito questo servizio, professor Tamino? Speriamo che soprattutto i giovani incomincino a agire concretamente, perché la speranza è nelle future generazioni e sono le future generazioni che pagheranno i costi degli errori che abbiamo fatto noi delle generazioni precedenti, e mi auguro che sappiano rendersene conto per tempo in modo da prevenire questi problemi. Prevenire questi problemi vuol dire sicuramente, per esempio, usare tutte le fonti disponibili per evitare l'inquinamento dell'aria. Il riscaldamento urbano è una delle principali cause nei periodi invernali. È uno degli aspetti che insieme con altri va affrontato. L'altro problema potrebbe essere quello del raffreddamento a causa dei cambiamenti climatici in estate, che consuma molta energia e sul quale per esempio bisognerebbe agire sulla qualità dell'edilizia e sui sistemi passivi di raffreddamento. Comunque sono tutte cose importanti. Se i giovani assessori incominciano a rendersi conto che esistono questi problemi e agire di conseguenza, è una cosa molto importante e speriamo che siano in grado di cogliere come intervenire, ma soprattutto cogliere la portata del problema oggi inquinamento ambientale. Il problema è, professor Tamino, che per fare questo questi sindaci, questi amministratori hanno bisogno di avere più possibilità economiche, di avere più contributi per fare questo, però mi sembra che anche i fondi del PNRR non siano stati proprio spesi molte volte per quello che veramente potevano fare, la necessità di mettere veramente a norma, ecco, tutte queste abitazioni con questi riscaldamenti. Non mi sembra che si stia fatto tanto, abbiamo visto solo tanto cemento, hanno investito sul cemento perché è il progetto più facile da portare e è anche quello che ti dà visibilità immediata, e poi vediamo cosa è successo. Non le sembra che qualcuno deve cambiare anche un po' registro e portare dei progetti veramente validi che ci sono, che abbiamo gli esperti come voi che possono dare dei contributi importanti a fare quello che ha bisogno questo Paese? Prego, professor Tamino. Certo, se pensiamo che sta andando avanti in tutto il Veneto, non solo nel Veneto, ma parliamo del Veneto, una cementificazione continua del territorio, anziché il recupero di quello che è il patrimonio edilizio esistente, ma anche il patrimonio sia pubblico che privato, questo già dà l'idea di un errore di fondo. Se i fondi del PNRR, ma non solo quelli, in generale sono spesi più per la logica della cementificazione anziché la logica del mantenimento della qualità della vita nelle città, del ripensamento delle città in funzione della loro vivibilità, certo andiamo in una direzione sbagliata. Do solo un dato, ma se invece che pensare di fare il ponte sullo stretto utilizzassimo quei fondi per migliorare la qualità della vita delle città, avremmo sicuramente una quantità di denaro che oggi invece viene negato ai sindaci e ai comuni. Cos'è lo spreco
energetico in un momento così difficile. Noi ad esempio abbiamo sentito, ho avuto un fisico, professor Tamino, ecco, molto importante, che ha detto, ad esempio, ha citato il fotovoltaico di Bassano e ha detto, o Rosano, mi ricordo qual è il paese, ma in base ai numeri che lei mi dice che verranno spesi per fare questo fotovoltaico, in base al numero di cittadini, mi sembra che sia una cosa folle, ne basta veramente metà di quello che vogliono fare. Cioè i numeri parlano chiaro, diceva questo fisico, rispetta i numeri e vedrai che ci sarà anche rispetto per l'ambiente e gli investimenti che puoi fare. Ecco, questo anche in biologia, quanto sono importanti i numeri, professor Tamino? Certo, bisogna fare una programmazione, è inutile progettare solo per speculare su quelli che sono magari incentivi, aiuti o cose del genere, anziché fare una programmazione per valutare esattamente quello che serve, ma anche decidere cosa ha senso che serva. Per esempio, io parlavo prima dell'enorme quantità di energia che serve per l'intelligenza artificiale, e se ogni multinazionale, se ogni realtà vuole farsi il proprio sistema di intelligenza artificiale, anziché creare sistemi pubblici controllabili e eticamente accettabili, avremo un consumo di energia che alcuni hanno previsto soltanto da qui al 2030, cioè domani, pari a quanto consumano interi stati. La somma per esempio di Portogallo, Grecia e Olanda sarà il consumo necessario solo per questi impianti. Allora bisogna anche programmare quello che serve, ma anche decidere cosa ci serve. Se non si fa questo, si continuerà a consumare denaro, inquinare, usare il territorio per qualche cosa che ha un valore puramente speculativo e non funzionale agli interessi pubblici. Però, professor Tamino, mi sembra che questi paletti che voi mettete, molto importanti per non inquinare di più, per cercare di migliorare la vita, non vengono rispettati. Ad esempio, invece di avere la biodiversità, la stanno cementificando, dicendo certo, per il bene per l'ambiente, senza capire che la biodiversità è quella che ci fa respirare e vivere. Ma perché non venite ascoltati? Cos'è il problema? Questo Qual è invece io non riesco spiegare. A capirlo. Noi da anni diciamo che siamo di fronte alla sesta estinzione di massa. La cementificazione dei territori, non solo in Italia, ma in Europa, nel pianeta, fa sì, per esempio, che abbiamo perso una parte significativa di zone naturali come boschi, foreste e quant'altro. Do un dato per capire a quale livello stiamo perdendo la biodiversità. La biomassa, cioè il peso di tutti gli esseri umani, è 10 volte il peso di tutti i vertebrati terrestri selvatici, mentre il peso dei vertebrati allevati, cioè degli animali di allevamento, è addirittura 10 volte maggiore del peso complessivo di tutti gli esseri umani. Allora questo fa capire che noi stiamo creando mega allevamenti in spazi e zone che tolgono l'habitat a organismi naturali fondamentali per la biodiversità. Per esempio, il lupo sta ritornando in varie zone, ma lo si vuole cacciare. Ma d'altra parte, per esempio, si dice le nutrie sono pericolose. I lupi mangiano le nutrie, si è visto che si stanno nutrendo anche di nutrie. Sono animali fondamentali per garantire la biodiversità. I carnivori servono, se no gli erbivori distruggono il territorio. Se non si coglie la complessità e non si è in grado di trovare il modo di convivere con gli animali selvatici, arriveremo ad avere soltanto esseri umani e animali allevati, ma questo porterà al collasso degli equilibri ambientali e alla fine anche della possibilità di vita dell'uomo sul pianeta. Professor Tamino, se lei avesse di fronte il Ministro per l'Ambiente, cos'è che chiederebbe proprio subito di urgente di fare? Prego. La prima cosa è che metta da parte la sua idea di voler costruire centrali nucleari in Italia, che non ha nessun senso perché ci vorrebbero
decenni per avere un risultato con costi enormemente maggiori delle fonti rinnovabili, e che le fonti rinnovabili vadano programmate in modo da garantire l'accesso all'energia a tutti in funzione di reali necessità e non di logiche speculative. Poi chiaramente dovrebbe impegnarsi di più per quanto riguarda la difesa della biodiversità, di che pare nei programmi del nostro Ministro dell'Ambiente proprio non esistono. E soprattutto per quanto riguarda i giovani, ai giovani cosa direbbe il professor Tamini? A questi giovani che si stanno battendo per questo, perché il futuro è nelle loro mani, l'ambiente sarà di loro, che ambiente lasceremo se continuiamo i grandi della terra, come dice lei, gli addetti ai lavori, a non capire le esigenze di questo meraviglioso territorio ma fragilissimo? Prego. Ma è chiaro che noi dovremmo assumerci la responsabilità di quello che abbiamo fatto e dovremmo imparare, per esempio, da quello che dicevano i nativi americani. La terra noi non l'abbiamo ereditata dai nostri genitori, ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli, cioè indica questo concetto che sono le generazioni future che hanno il diritto di avere un ambiente sano, e noi siamo quelli che gestiscono perché abbiano un ambiente sano. Se facciamo il contrario siamo veramente una generazione eticamente inaccettabile. Io credo che questo senso dell'assunzione di responsabilità che dovremmo avere è fondamentale. Ai giovani io direi: non fate gli errori che abbiamo fatto noi, imparate dagli errori del passato, ma cercate da subito di prevenire più che di curare l'ambiente, perché la cura dell'ambiente spesso abbiamo visto ha effetti negativi. Pensiamo all'idea che si risolvono i problemi dell'ambiente con depuratori che a loro volta poi inquinano e consumano energia. Non è il problema di dare una soluzione a valle, bisogna intervenire a monte per impedire che succeda quello che è successo nel passato, e prendendo esempio dalla natura. In natura non ci sono né combustioni né inquinamento, tutto viene riciclato e si mantengono gli equilibri grazie alla biodiversità. Prendere esempio da questo, imparare dalla natura per fare a livello anche umano qualcosa che si inserisca nel contesto naturale in modo equilibrato. Professor Tamino, però io sono molto preoccupata perché vedo e sento ministri di questo governo che sono invece orientati sul nucleare, addirittura qui vicino al nostro territorio, a Marghera, nonostante il fisico che ho avuto ospite è d'accordo con lei, ecco, oltretutto non si farà mai, non è possibile fare il nucleare adesso, eppure parlano questi ministri come che avessero proprio la risposta in tasca: si può fare, chi è che dice di no? Ma come chi dice di no? Sono gli esperti che dicono di no. Ma perché non siete ascoltati, professori, e continuano con queste idee sballate che voi contestate? Però loro possono dire: ma noi abbiamo altri ricercatori e scienziati che dicono che invece va bene. Lo vediamo sul ponte di Messina, l'abbiamo visto sulla pista da bob, abbiamo visto i favorevoli e i contrari chi erano. Prego, professore. Sì, certo, qui siamo alle solite usare qualcuno che dice una cosa contro un'altra, ma andiamo a vedere i fatti. Là dove si cerca di costruire centrali nucleari nuove, in Francia per esempio o in Finlandia, hanno impiegato più di 10 anni con costi esorbitanti. Il costo delle rinnovabili è decisamente più basso a kilowattora prodotto, ma detto questo, pensiamo all'enorme quantità di denaro spesa per la fusione nucleare che, se va bene, si dimostrerà che è possibile nel giro di prossimi 20-30 anni, ma nel frattempo abbiamo buttato una quantità di denaro in questa ipotesi che avrebbe potuto risolvere gran parte dei problemi oggi esistenti. Allora, perché si fa questo? Perché ci sono dietro interessi non solo civili ma anche militari. Molte di queste imprese sono legate alla produzione di armi.
per esempio anche la fusione, oltre che produrre bombe, ma con la logica che si sta cercando di realizzare centrale a fusione, si potrebbe avere un innesco della bomba a fusione non come oggi con bombe tradizionali come quelle, per capirci, di Hiroshima e Nagasaki, che fanno da innesco della bomba H, ma avere un innesco a fusione che renderebbe la bomba tale da non creare danni alle cose materiali, distruggendo tutta la vita. Cioè in pratica si arriva a pensare di spendere soldi per avere armi che distruggano la vita in un territorio, ma il giorno dopo i vincitori o gli invasori potrebbero arrivare lì e non avere il problema delle radiazioni. Ora io trovo questo aberrante, perché vuol dire pensare a un futuro del mondo disastroso con la logica della distruzione della vita, come se fosse possibile per l'uomo vivere in ambienti dove la vita è stata distrutta. Più chiaro di così non poteva essere il professor Tamino, che ringrazio sempre per, ripeto, pillole di saggezza, ma di questo, se lei non ce lo dice, nessuno ci informa. Non sono cose che riguardano i cittadini, gli italiani, anche se sono quelli che poi pagano gli stipendi a queste persone che sono stati eletti bene o male, visto che non abbiamo neppure la preferenza a sedere su certe poltrone. Non le sembra invece, professor Tamino, che sia venuto il momento di ascoltarvi gli addetti ai lavori, quelli che hanno studiato, quelli che sanno, quelli che cercano di dare risposte, visto anche la tecnologia, la ricerca che abbiamo? Dovremmo riuscire a dialogare per far capire le cose. Cioè, io non penso che gli scienziati, i filosofi debbano governare, ma devono essere un utile strumento da utilizzare da parte di chi governa, ma anche un utile strumento perché la gente capisca come stanno le cose. Sì, ma per fare questo, mi scusi professor Tamino, ma per fare questo si può fare, perché non abbiamo le commissioni. Io sono convinta che quando si riuniscono le commissioni, ecco, dovrebbero essere tutti esperti di quella commissione per poi portare a risultati veramente che migliorano della cosa di cui si sta parlando, e la commissione deve essere fatta da più soggetti, però esperti della materia che si tratta, o sbaglio professore? Non lo sento. È caduta la linea? Professore, mi sente? Io non sento il professore. Allora andiamo a vedere questo servizio, poi vediamo cosa è successo anche con la telefonica. Andiamo a vedere questo Lega Ambiente Sile. Meno Escherichia-coli ma più PFAS. È questo il responso della sesta tappa di Operazioni Fiumi, esplorare per custodire, campagna itinerante realizzata dall'Ambiente Veneto con il supporto tecnico di ARPAV, che ha messo sotto osservazione i fiumi Sile e il Dese. L'eccezione riguarda invece i punti campionati a Santa Cristina e Casale sul Sile, dove il batterio fecale è stato invece rilevato in quantità leggermente superiori alla norma. La situazione è ancora critica sul fronte dello stato chimico delle acque, per cui abbiamo riscontrato anche con le analisi di ARPAV diversi sforamenti per erbicidi, pesticidi e i PFAS, per cui chiaramente c'è ancora molto da fare per attenzionare e quindi proteggere il fiume Sile. C'è una corresponsabilità tra cittadini ed aziende, ma queste ultime contribuiscono maggiormente all'inquinamento delle acque dei fiumi veneti. Sicuramente però la presenza di un tessuto industriale influisce sulla qualità delle acque, ma anche, ricordiamo attentamente, la presenza di aziende agricole, quindi e anche tutto l'impatto che hanno i reflui zootecnici, ad esempio. Quindi c'è il comparto della zootecnia sicuramente, e del mondo dell'agricoltura ha un impatto importante. Una delle vittorie di Legambiente e di altre associazioni per la protezione delle acque è stata quella riguardante il ricorso contro l'espansione dell'aeroporto, ma molto resta da fare, anche se la nuova rete fognaria voluta dall'amministrazione ha certamente migliorato la situazione. Ma parallelamente anche tutelare la risorsa suolo, quindi evitare ulteriore perdita di suolo con nuove urbanizzazioni e nuove lottizzazioni che minacciano soprattutto le aree attorno dei fiumi di risorgiva, quali ad esempio Rio Fontanelli, la Botteniga o l'area della Storga. L'assessore all'ambiente e vice sindaco Alessandro Manera ricorda che l'obiettivo è quello di allacciare l'80% della popolazione alla rete fognaria. Più persone si allacciano e meno scariche ci sono direttamente sul fiume. Non esistono più praticamente industrie insalubri che scaricavano nei nostri fiumi, e non esistono più persone che si allacciano, e meno scariche ci sono direttamente sul fiume. Non esistono più praticamente industrie insalubri che scaricavano nei nostri fiumi, e non esistono più persone che si allacciano, e meno scariche ci sono direttamente sul fiume. Non esistono più
se no commettendo dei reati vorremmo arrivare all'80% di allacciabilità a fine mandato, ci stiamo lavorando, come ho detto realizzare una rete fognaria e una rete idrica, perché contemporaneamente abbiamo fatto anche la rete idrica perché c'era una dispersione altissima, non è mai una cosa amministrativamente che ti porta grandi abbracci e applausi, perché chiaramente va a realizzare qualcosa che sta sul sottosuolo e che crea disagi nel momento della sua attuazione. Allora, professor Tamino, siamo riusciti a riprendere il collegamento fortunatamente. Sì. Ecco, ci siamo lasciati con le commissioni che dovrebbero essere sia a livello regionale che nazionale, fatte di persone competenti che ognuno può portare la propria saggezza, la propria conoscenza. È questo che si deve fare. Lei dice non siamo noi che dobbiamo governare, però dare il là ai governanti sì, perché non penso che siano esperti tutti di tutto. Ecco, forse dovrebbero capire anche loro che devono ascoltare. Prego, professore. Sì, e questo è il nodo, cioè il fatto che si preferisce interpellare settori della finanza o dell'economia anziché coloro che si preoccupano di rendere l'economia compatibile con l'ambiente, e alla fine il risultato lo vediamo. Capisco che i poteri forti sono quelli finanziari ed economici, ma la vita di tutti dipende da quella che è la qualità dell'ambiente. Speriamo che riescano a capire questo, perché veramente in questa maniera non si va da nessuna parte. Soprattutto poi abbiamo visto nell'ultimo servizio, ecco, questo veramente cercare di capire anche i nostri fiumi, come siamo messi, di tutto e c'è di tutto e di più. Ecco, abbiamo sentito le aziende non scaricano più, io non sarei così tranquilla e sicura come dice l'assessore, perché mi sembra che non sia proprio così. Il problema è che anche là queste acque meravigliose hanno all'interno delle cose pazzesche, ecco, dei numeri veramente che fanno rabbrividire. Poi mangiamo il pesce, l'ho pescato nel fiume, si vai a vedere cosa c'è nel pesce. Certo. E soprattutto questa plastica, ormai abbiamo la plastica nel cervello, l'ha detto un oncologo. Guardate che siamo molto preoccupati. Prego, professor Tamino. Ma infatti il problema è che spesso si confonde l'inquinamento con quello che si vede e si ignora quello che non si vede. I nostri fiumi sono migliorati dal punto di vista delle schiume, dal punto di vista di colori innaturali, eccetera, ma la quantità di plastica visibile come bottiglie, eccetera, ma che diventano microplastiche, e alla fine questo diventa un qualcosa che passa attraverso la catena alimentare fino al nostro organismo. Tutti gli esseri umani ormai sono con quantità significative di piccolissime strutture che sono di plastica, quindi l'equivalente, se vogliamo, delle micropolveri che vediamo nell'aria, sono anche microplastiche che beviamo, respiriamo e mangiamo. Queste portano con sé sostanze cancerogene, sostanze in grado di alterare i nostri sistemi di regolazione, quelli ormonali, il sistema endocrino. Tutto questo ha effetti disastrosi, soprattutto a livello di organismi in via di formazione, cioè durante il grembo materno e poi nei primi anni di vita. Più chiaro di così. Professor Tamino, un'altra cosa che preoccupa, perché dicono non ci sono i fondi per fare queste cose, per dragare i fiumi, per metterli in sicurezza, ecco, l'ambiente. Non è che, professore, ormai c'è lo spazio e qualcuno abbandona la terra, i grandi della terra, quelli che hanno tanto potere, tanti soldi, perché tanto andremo nello spazio, il nostro futuro sarà là. Ma mi sembra che stanno già inquinando anche quello senza dirci niente, o sbaglio? E nessuno ne parla di questi. Guardate che c'è un'autostrada sopra 5 corsie. Prego, professor Tamino, quanto preoccupato è di questo? Oggi siamo pieni di inquinamento spaziale che rende pericoloso anche le missioni spaziali stesse. E quindi abbiamo quantità di microstrutture che vagano nel cielo e queste ricadono su di noi prima o poi. Ma l'altra ipotesi veramente assurda è pensare che se noi saremo inquinati sulla Terra troveremo spazio o sulla Luna o su Marte. Guardate, anche ammesso che qualcuno possa vivere sulla Luna o su Marte, questo riguarderà poche migliaia di persone. Il pianeta Terra comprende ormai 9 miliardi di persone. Dove le mettiamo?
Cioè non c'è certo spazio né sulla Luna né in altre parti dello spazio come Marte o qualunque altra cosa. Il problema non è quello di fuggire dalla Terra, è di curare e difendere la nostra unica casa, come è scritto anche nell'enciclica Laudato Si'. Sì, questa enciclica che sta continuando anche Papa Leone XIV. Mi sembra che una volta i papi erano più rispettati, erano più importanti, hanno tolto il potere anche a loro. Per fortuna che ci sono anche i fedeli, i cattolici, i cristiani che cercano ancora di supportare, ecco, questa figura molto importante che però è poco ascoltata. Eppure veramente noi dobbiamo forse fare un passo indietro, professor Tamino, invece di fare un passo in avanti, perché dobbiamo riprendere, ecco, quel buon senso che si aveva una volta, che era il rispetto di se stesso e del prossimo, e invece stanno cercando veramente di togliere anche i valori ai giovani. Ecco, io ieri sabato avevo degli ragazzi che hanno fatto questo festival a Parma, l'hanno organizzato loro, perché loro devono parlare, gli altri devono ascoltare, gli addetti ai lavori qualche volta devono ascoltare questi ragazzi, e hanno creato questo festival importante che spero anche di avere dei video da far vedere, perché si sono loro stancati di ascoltare, vogliono essere i protagonisti. Ecco, prima di chiudere, cosa vuole dire a questi giovani che hanno deciso di agire? Prego. Ma meno male che ci sono, cioè noi, se avremo possibilità nel futuro di avere un pianeta abitabile per l'uomo, questo dipende dalle nuove generazioni. Se le nuove generazioni incominciano a muoversi e pretendere che chi è ai vertici cambi registro, cambi modo di governare, questo sarà l'unica strada possibile per il cambiamento. Allora io ringrazio veramente e saluto il professor Gianni Tamino, biologo, veramente, che anche si occupa di ambiente e di intelligenza artificiale. Anche qua hanno trovato il nome sbagliato, non è il nome corretto, certo. Me lo dicono molti scienziati e ricercatori come lei, si condividono con lei, ecco, sbagliano anche il nome, non riescono neppure a fare quello, pensate voi. Eppure invece i numeri e i nomi corretti, perché le parole sono importanti, come ha detto il professor Tamino, ci sono, basterebbe usarle, ma non sanno usare neanche quelle, si vede. Perciò grazie veramente al professor Gianni Tamino di essere stato con noi, spero di averla ospite presto in presenza o in SMIT. Grazie, buon lavoro professore. Grazie a voi, a presto. Grazie, l'ho visto che abbiamo parlato di pianeti, andiamo a Trieste, andiamo a vedere questo pianeta giovani e poi lo commentiamo e poi vi saluto. Abbiamo dei giovani dove lo Stato italiano e le famiglie spendono un sacco di quattrini, un sacco di euro per formarli e formarli anche molto bene, perché bene o male le nostre università, i nostri licei, i nostri istituti tecnici formano ragazze e ragazzi a ottimo livello. L'analisi del pianeta giovani da parte del presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, parte da lontano ma sintetizza lo stato dell'arte della questione. I problemi, secondo Paoletti, iniziano una volta chiuso il percorso di studi. Comprensibilmente, e forse c'entra qualcosa il periodo pandemico, i giovani sono più attenti a quanto viene loro proposto. Voglio sapere che azienda è, che welfare aziendale farà, quali sono gli orari di lavoro, se le ferie, se esiste il lavoro agile, un po' tutte queste cose prima di scegliere. Alcuni il posto di lavoro soddisfacente lo trovano, ma parecchi guardano all'estero e spesso fuori dal nostro paese trovano condizioni migliori. Sono considerati, crescono professionalmente, vengono ben pagati e poi esiste tutto il resto, il welfare familiare, cioè gli appartamenti a un prezzo, i servizi per i figli, con le scuole abbinate agli orari, gli asili, eccetera. E allora uno dice: ma dove vado io a ritornare in Italia a diventare matto perché io finisco a lavorare alle 5 e il bambino me lo mettono fuori alle 3 e cose del genere. Insomma, Paoletti sintetizza: molti giovani sono formati nel nostro paese che poi li regala ad altri. Pertanto la soluzione deve concretizzarsi in un impegno preciso. Ricreare come dire, le condizioni per far sì che questi ragazzi rimangano in Italia, anche perché se non fosse noi perdiamo i ragazzi, perdiamo
i figli che questi fanno all'estero, le coppie che figliano all'estero, ma perdiamo anche tutta una classe dirigente dell'industria e della politica del prossimo futuro. E la risposta di questi giovani qual è? Andiamo a Udine e sentiamo cosa hanno fatto. Giovani e donne, nuova squadra universitaria. Il nuovo corso dell'Università di Udine, come ha esposto il nuovo rettore Angelo Montanari, punta su alcuni principi cardine, tra questi anche il dare spazio alle, chiamiamole così, giovani leve. E in quest'ottica spicca la presenza di un delegato under 40 come Enrico Salvati, che si occuperà di internazionalizzazione. È una grossa emozione per questo nuovo incarico, questa delega davvero molto importante. Prima il rettore parlava di essere cittadino del mondo. Io penso di aver acquisito questa consapevolezza perché, dato anche il mio trascorso in Sud Italia, poi avendo studiato a Ferrara, poi avendo passato anche il trascorso degli anni all'estero, mi sento cittadino del mondo e penso che questa deve essere un po' la filosofia da diffondere all'interno del nostro dipartimento e anche dell'Ateneo, ovviamente, e per promuovere diverse azioni nel campo dell'internazionalizzazione. Focus anche sulla parità di genere, con le presenze femminili nella squadra del nuovo rettore più che raddoppiate, passate dal 16 al 35%. Tra queste Lorenza Driul, che ha l'onere di portare per la prima volta l'area medica nelle deleghe di area e non più solo di settore. Sì, una grande emozione, un inizio per quanto mi riguarda, perché sono di nuova nascita, e parlo di nascita perché appunto come area medica principalmente mi sono sempre occupata e mi occupo di ginecologia ostetricia, quindi area medica, una realtà nuova e una nuova sfida indubbiamente. Penso che in ambito di medicina la ricerca sia il fulcro per il benessere di tutti i nostri pazienti, quindi l'università entra nell'ambito della ricerca, della didattica e della formazione di tutti i medici che poi saranno il nostro futuro. La bellissima conferenza stampa del rettore ha chiarito quali sono i punti principali per il futuro di questa università e da oggi, che è il 1° di ottobre, una volta si iniziava a scuola il 1° di ottobre, oggi si inizia un nuovo percorso e siamo pronti per stare accanto a lui in questo percorso che durerà 6 anni e che sicuramente porterà dei cambiamenti importanti all'interno di questa università, ricordandoci sempre del passato, perché le radici sono importanti per poter costruire il futuro. E il mondo è fatto di radici. Avete sentito questo uomo, questo ragazzo, questo giovane uomo che ha detto: sono cittadino del mondo, anch'io mi sento una cittadina del mondo, e questa cittadina del mondo vi lascia dicendo: riflettete, state molto attenti, non lasciatevi strumentalizzare, fate il vostro dovere in maniera seria. Grazie, in maniera seria noi diamo l'assegno, iniziamo anche questa settimana a vedere gli assegni che abbiamo dato con il vostro contributo. Ciao, a domani. Ciao grande famiglia, oggi siamo a Spinea. Guardate da chi andiamo, entriamo. Ciao Sonia, ciao. Permesso? Ecco qua la Sonia, ciao Sonietta. Eccoci qua. Avete capito da chi siamo? Da Sonia, che è la moglie di Marcello, Marcellino Pane e Vino. E adesso sentiamo come sta andando. Prego. Permesso. Cosa si prova? Sei contenta che sono arrivata oggi? Sì, sono contenta, sì. Perché eri proprio in crisi? Sono in crisi anche perché hanno voluto farmi fare un corso dell'Iris. Era un programma di portare i redditi del 730 nel mio caso e tutto quanto. Non dovevi superare i 3.000 euro l'anno, Marcello li superava e superavamo di 100 euro, 3.100 euro. Quest'anno è 3.000 euro? Esatto, e non ci hanno fatto niente. Ma tu ai servizi sociali cosa ti hanno detto? Mi hanno fatto fare una domanda ci sono due come si chiamano, dove assumono, 2 imprese. Una si chiama il villaggio. 2 imprese che assumono. Mi ha fatto fare la domanda, che è già passato quasi un mese,
Dovevo aspettare appunto che doveva uscirne uno, perché fanno fare 3 mesi a ciascuno di quelli che hanno bisogno. Sto ancora aspettando che mi chiamino. Non siamo andati in graduatoria per questo motivo qua. Lunedì mi hanno telefonato una cooperativa, mi ha detto che aveva ricevuto il mio nominativo dal sindacale sociale e che doveva arrivarmi una spesa di un mese, non so quando. Non so che spesa, non so cosa, non so quando, non so niente. Comunque guarda, noi ti abbiamo portato l'assegno in maniera che tu ti prendi quello che vuoi, ecco perché è giusto che anche tu vada a farti la tua spesa, la tua dignità di donna, di prenderti qualcosina se hai bisogno anche di igiene intimo, di quello che serve, insomma igiene personale, perché io so come siamo noi donne, anche perché tu saresti una donna che si cura, sei una donna, infatti vedi i tuoi occhi sono sempre belli curati, ti faccio i complimenti perché sai che io ci tengo tantissimo, andrai dal parrucchiere, tirati un po' su perché Marcello non deve vederti se esce in condizioni, sennò guarda che buttiamo via tutto il lavoro fatto. Sto prendendo un... Perciò intanto te va dal parrucchiere, prima roba, te va a torte, te va a farti la tua spesa, ti riprendi un po' il tuo cammino che te l'avevi un po' perso, sai che io ci sono, quando mi chiami io rispondo. Perciò mi raccomando, perché sennò guarda che Sonia che punto molto su di te, perché assieme possiamo. Devo restare forte. Ecco, sì. hai capito? Sì. Perciò la depressione, se inizia a prendere la tua persona, io non ce la faccio perché con tutte e due non posso gestirla. Mirella, devo dirti una cosa che non ti ho mai detto. Io la depressione ce l'ho da 20 anni. Per forza, con quello che te la passare, con meglio che te la vedi. Sono stata bene, sono stata male, stavo bene, poi sto male di nuovo. E adesso devi però riprendere. Ho anche l'asma, sì che con questo caldo da morire. Faccio fatica anche a respirare, comunque. Però dobbiamo farcela perché sennò devo farcela. l'impegno che ho preso con Marcello. No, io devo. Perché sai che la prima cosa che Marcello guarderà sarai tu. Sicuramente. Sarai tu. E noi dovremo andarlo a prendere assieme e manca poco. Sì. Perciò mi raccomando. Allora, questo è l'assegno che la grande famiglia di Rete Veneto. Ti ringrazio molto. Sì. E cosa vuoi dire alla grande famiglia che ti aiuta? Voglio dire grazie a tutti, veramente a tutti. Io non saprò mai come abitarmi perché veramente, cioè, a parte la mia famiglia di nascita, la mia famiglia una famiglia così grande, mai avrei potuto sapere che esisteva. Invece esiste. Esiste. Me ne sono accorta. Non chiede niente, chiede solo di aiutare e dà questi contributi per aiutare queste persone. Me ne sono accorta, sì. In difficoltà. Allora manda un saluto anche a Marcello che poi glielo faremo vedere. Dai, cosa vuoi dire al tuo uomo? Ciao Marcello, tiente la bronzatura e non fa crescere i capelli e mangia. Quanto bene vuoi? Ti commuovi solo a pensare. Sì, 39 anni e 39 sassetti. Scusa, mi fa piangere. Beh, ma anche perché oggi è il nostro giorno. Sì, non mi ricordavo neanche più. Non ti ricordavi neanche no. Invece io te l'ho fatto ricordare, vero? Sì. Ecco.